Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre. Tanti gli argomenti oggi all'ordine del giorno, la cronaca ovviamente in primo piano. Parleremo ancora dell'inchiesta che riguarda i cantieri dello stadio Euganeo, con le parole del primo cittadino Sergio Giordani, che dice in una nota: io ho fatto il mio dovere di sindaco per garantire i tempi dell'opera. Parleremo ovviamente degli scontri sempre a Padova che sono avvenuti per quanto riguarda gli sgombri degli alloggi Ater in via delle Melette e poi il successivo flash mob davanti al comune, ma anche la notizia che vi abbiamo dato poi ieri sera con l'arrivo da Catania dei primi migranti, un pullman con 50 migranti, destinazione il Veneto, sono arrivati come prima tappa a Venezia e io vedo proprio collegata con noi la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai anticipato, dei 246 migranti sbarcati ieri a Catania, un pullman con 50 persone è stato diretto, era destinato al Veneto ed è arrivato proprio qui questa mattina a Marghera. Sembrerebbe, perché ovviamente anche ieri avevano tutti le bocche cucite, ma dovrebbe essere arrivato qui a Marghera alle prime ore dell'alba, quindi prime ore anche della giornata. Inizialmente si è cercato di capire dove potessero averli mandati. Sembra che dalle prime informazioni queste 50 persone saranno smistate, per così dire, nelle varie province del Veneto. Di sicuro una di queste è la Serena di Treviso. 9 persone infatti saranno mandate lì. Per quanto riguarda gli altri territori ancora non è dato sapersi. Fatto sta che comunque la decisione che è stata presa è quella proprio di mandarne un po' in varie zone, in varie province, invece che tutti nello stesso territorio o nella stessa zona. Il prefetto Zappalorto, che tra l'altro è anche il coordinatore delle 7 prefetture venete, dunque della nostra regione, però da mesi continua a ripetere al Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno che di posti in questa provincia non ce ne sono più. Una volta che sono stati chiusi gli hub di Cona e Bagnoli, perché ricordiamo che sono stati chiusi e in questo momento non sarebbero assolutamente utilizzabili, è appunto rimasta la caserma Serena di Treviso, dove ribadisco 9 persone saranno collocate, e poi ci sono altri territori. Varie le supposizioni in campo prima di avere ovviamente le notizie certe, come ad esempio si è sentito parlare della sede della Croce Rossa di Jesolo, dove però sono titubanti per quanto soprattutto dopo quanto accaduto 2 anni fa, e quindi anche lì probabilmente le porte potrebbero non essere aperte. E ancora la Caritas di Mestre, che però è già al limite della capienza. Insomma, la situazione per quanto riguarda l'ospitalità in questo momento nella nostra regione non è buona. Il prefetto Zappalorto ha dichiarato: non so più cosa dire, quelli che riusciremo a sistemare li sistemeremo, per chi invece rimarrà senza un posto francamente non so che cosa succederà. Dopodiché c'è un'altra questione che va affrontata, ha fatto sapere il prefetto Zappalorto, ed è quella legata ai bandi, perché sono sicuramente meno attrattivi rispetto ai bandi di qualche anno fa, e ci sono delle restrizioni che diventano comunque respingenti anche per quanto riguarda le cooperative, anche la più umanitaria. Dopodiché c'è la questione dei costi: molte strutture non ci stanno dentro con il caro bollette, alcune stanno addirittura pensando di limitare la loro operatività. Siamo arrivati al punto, ha detto il prefetto, che alcuni centri di accoglienza a questo punto stanno pensando di non rinnovare le convenzioni con i profughi che sono ancora dentro, proprio perché non riescono a sostenere i costi. Per quanto riguarda invece un'eventuale riapertura degli hub, come ad esempio quello di Cona o di Bagnoli, il prefetto ha detto: li hanno fatti chiudere e adesso li riapriamo, ci stanno spingendo in una direzione pericolosa. Ha dichiarato: abbiamo già visto com'è finito con i miei predecessori, tutti sotto processo, io non voglio fare la stessa fine. Insomma, questa situazione
è comunque impegnativa da affrontare, va saputa fronteggiare nel modo migliore, anche perché è pur vero che questa mattina sono arrivate 50 persone, però di arrivi in questi mesi ce ne sono stati comunque, magari ne arrivano una decina, una ventina, però non è che si siano completamente interrotti, di arrivi ce ne sono sempre, e proprio per questo motivo anche le strutture che possono ospitare queste persone sono ormai stracolme, strapiene. Aggiungiamoci, ripeto, anche i costi da sostenere. La difficoltà nella gestione di questi arrivi sta diventando sempre più importante. Inoltre sta anche arrivando la stagione fredda, quindi anche con le temperature che sono sicuramente a giocoforza più fredde, quindi servono anche maggiori costi da sostenere per quanto riguarda il riscaldamento. Questa comunque è la situazione al momento qui da Marghera. Abbiamo detto ne sono arrivati circa 50, saranno ospitati in varie province del Veneto, al momento 9 siamo sicuri destinati alla Serena di Treviso. Per gli altri avremo aggiornamenti continui e speriamo di poterne rendere conto anche nelle nostre edizioni serali dei telegiornali. Per quanto riguarda questa mattinata è tutto, se non ci sono altre domande restituisco la linea. Grazie davvero Ilaria, grazie. Questa dunque è la situazione attuale, fra l'altro l'ha detto la nostra Ilaria, ne sono già arrivati anche nei mesi scorsi, sappiamo che all'ex Zanusso di Oderzo la struttura è piena, ne erano arrivati un centinaio proprio a luglio. Ci colleghiamo immediatamente, perché lo vedo sullo schermo, Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico ed energia. Buongiorno assessore. Buongiorno, grazie per l'invito. Dunque assessore, partiamo dalla notizia di oggi, che in realtà non è neanche di oggi, perché di questi arrivi ne abbiamo avuti anche nei mesi scorsi. Questa è quella un po' più eclatante, perché non tanto per il numero, ma per quanto tutto quello che c'è stato dietro con l'arrivo di queste navi a Catania. Adesso ce ne sono oltre 200 ancora a Catania che partiranno o saranno già partiti. Destinazione, i primi sono arrivati nel Veneto, come non so ha sentito la nostra Ilaria, situazione difficile dice anche il prefetto, perché oltre al caro bollette c'è una situazione proprio di strutture che fanno fatica adesso ad accogliere altri profughi. Guardi, sono disarmato e senza parole. Innanzitutto tutta la mia vicinanza e solidarietà al prefetto Zappalorto, perché pone una questione assolutamente di buonsenso, e faccio davvero fatica a capire questo arrivo di questi 40 immigrati, no, perché voglio dire, se questo è il governo di centrodestra, la vedo un po' dura, mi sembra di essere tornato indietro di anni. Dopodiché voglio essere molto chiaro, se qualcuno immagina di riaprire Cona e Bagnoli, ecco, se ne faccia una ragione, non si riaprono quei due siti, perché io li conosco bene, so come erano tenuti i migranti in quei due siti, erano delle stalle. So gli scandali che sono legati e le indagini che sono legate all'immigrazione, alla gestione dell'immigrazione su quei due siti, per cui non è immaginabile che si possano ripetere quelle situazioni disumane che abbiamo già vissuto. È del tutto evidente che ancora una volta siamo di fronte a una gestione assolutamente inaccettabile dell'immigrazione, perché di fatto vengono scaricate sui territori, e questo non è accettabile. Cioè, non ci danno l'autonomia, ma i migranti sì. Adesso, per carità, va tutto bene, ma non è che il Veneto è qua per accogliere tutto e tutti e chiunque. Parleremo con il ministro, cercheremo di capire che cosa sta succedendo, perché è del tutto evidente che non si può scaricare sui territori la responsabilità dell'immigrazione. L'immigrazione è una gestione nazionale ed europea, e così deve essere, ma non possiamo fare finta che sia nazionale ed europea e poi che si arrangino i prefetti, i comuni, i sindaci, le regioni. Questo non è assolutamente accettabile, voglio essere chiarissimo su questo, non esiste una cosa del genere.
Ecco, fra l'altro, oltre all'accoglienza c'è anche un problema davvero di caro bollette. Le cooperative sono ormai ridotte davvero all'osso, non ce la fanno, addirittura insomma alcuni vogliono disdire proprio le convenzioni. Cioè la situazione è difficile, 9 ne arriveranno, questa è una cosa certa, già nel Trevigiano. Però ce ne sono altri, insomma, 41 che probabilmente saranno smistati un po' in tutto il Veneto. Appunto, come diceva lei, Cona sicuramente no, ce l'ha detto anche il prefetto, perché sono strutture che non sono assolutamente attrezzate, sono state non hanno la possibilità di accoglienza, per cui si dovrà capire dove andranno a finire. Ma scusi, ma anche a Bagnoli ci sono state indagini per molestie sessuali fatte a chi là ci lavorava, alle donne che là ci lavoravano. Ma non esiste, non esiste. Cioè non possiamo rivedere ogni anno un film drammatico, horror, che abbiamo già visto decine e decine di volte. Basta, perché altrimenti allora non ci capiamo. Cioè noi sull'immigrazione abbiamo detto cose chiare, ma ripeto, se la gestione deve essere scaricata sugli enti locali, questo non è accettabile. Non è accettabile. Assessore, anche un altro argomento che ha fatto discutere ieri, gli sgomberi degli alloggi Ater di via delle Melette a Padova, con gli scontri che abbiamo visto, abbiamo seguito ieri durante i nostri telegiornali. Se adesso fa vedere la regia un po' il punto della situazione, com'è, poi lo commentiamo insieme. Facciamo vedere dunque il servizio relativo proprio alle tensioni, agli scontri che si sono tenuti ieri, eccolo qua, in serata contro lo sgombero degli alloggi di via delle Melette. Sotto le finestre del comune per rivendicare il diritto alla casa è durata fino a tarda serata la mobilitazione per sostenere il gruppo di attivisti sgomberati ieri mattina dalla polizia dagli alloggi Ater di via delle Melette, che occupavano abusivamente da 5 anni. Circa 300 persone si sono radunate davanti a Palazzo Moroni e all'università per ribadire la rabbia contro i tanti alloggi vuoti di fronte alla sempre più numerose esigenze da parte di precari e studenti universitari. Quanto sia complicato trovare un affitto, quanto sia complicato pagare le bollette, quanto sia complicato arrivare a fine mese. Io credo che sia una violenza, io credo che le case vuote siano violenza se ci sono le persone per strada. Al sit-in davanti al comune anche numerosi esponenti di Coalizione Civica che hanno definito l'intervento di Ater inaccettabile. La manifestazione di ieri sera si è svolta senza tensioni rispetto a quanto accaduto invece nelle ore precedenti, con gli scontri violenti prima in via delle Melette durante le fasi dello sgombero e poi davanti alla sede Ater, dove ci sono state diverse cariche della polizia. Negli scontri oltre una decina di manifestanti contusi sono rimasti feriti 2 poliziotti e 2 carabinieri. In serata il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha espresso vicinanza agli agenti feriti, ringraziando il prefetto di Padova e le forze dell'ordine per l'operazione di sgombero. Bisogna proseguire il ripristino della legalità per evitare che i immobili occupati abusivamente possano diventare luoghi per organizzare azioni di contestazione violenta, ha scritto in una nota il capo del Viminale. La questura di Padova nel frattempo ha avviato le indagini per identificare i protagonisti più violenti dei disordini e per accertare se i tirapugni, le mazze e i manganelli ritrovati in uno degli alloggi occupati siano stati utilizzati in precedenti manifestazioni. Assessore, il ripristino della legalità. Allora, primo, i manganelli li hanno trovati dentro gli alloggi, no manganellater. Attenzione, perché i manganelli veri li hanno trovati dentro gli alloggi. Allora, quando sento qualcuno al microfono dire che sono troppo cari gli affitti e rincaro energetico e sono locali sfitti e quindi loro se li prendono, ma non credo che dentro a questi alloggi ci fossero delle famiglie disadattate, perché se hanno trovato manganelli, tirapugni, mi volete spiegare cosa c'entrano i manganelli e i tirapugni con la precarietà sociale? Non c'entrano nulla. Allora, intanto devo esprimere tutta la mia vicinanza ai carabinieri e ai poliziotti feriti, augurando loro una prontissima guarigione e ringraziandoli per il lavoro che hanno fatto. Poi voglio ringraziare in maniera chiara e netta
il prefetto e il questore di Padova, perché hanno finalmente deciso di portare la legalità laddove non c'era. Dopodiché la frase magica è: occupati abusivamente da 5 anni, occupati abusivamente da 5 anni. Ma lei pensa che le famiglie che oggi stanno soffrendo e stanno facendo i miracoli per pagare le bollette vadano in giro a occupare e si prendano tirapugni e manganelli contro il caro bollette? Non credo. Hanno fatto bene, hanno fatto bene, hanno fatto bene, ed è ora di finirla di tollerare queste sacche di illegalità. Lo devono capire i centri sociali, già sono al limite, vogliono stare nelle città, stanno nelle regole, come facciamo tutti noi, altrimenti il prefetto e il questore faranno quello che devono fare, perché lo Stato deve reagire di fronte alla occupazione violenta ed abusiva di chiunque sia, di chiunque sia. E non esiste che ci cerchino di giustificare tirapugni e manganelli. Tirapugni, non c'erano santini dentro, non c'era l'acqua santa, c'erano tirapugni e manganelli. Spiegatemi cosa c'entra questo con il rincaro delle bollette. No, perché io non l'ho capito. Assessore, fra l'altro scontri a Padova, ma anche insomma situazioni difficili. Abbiamo visto i Novax che continuano gli attacchi alle istituzioni, sono tornati, l'abbiamo visto nel Trevigiano con le scritte alla CGIL, poi a Villa Carisi all'ULSS di Treviso ed ora contro il sindaco Mario Conte, che fra l'altro oggi in un post dice: un sindaco ci mette la faccia sempre e comunque, è il primo campanello, il primo ad essere giudicato, il primo ad affrontare i problemi, perché essere, come si dice, primo cittadini è un onore, una responsabilità, si agisce alla luce del sole, di conseguenza ci si espone anche, ma senza paura, alle intemperie. Poi però capitano le offese, le minacce, spesso volentieri fatte al buio, all'ombra, velate da schermi, anonimato ed espressioni insensate. E noi poi vediamo le scritte proprio ieri che sono apparse in una scuola, e dice: ma questi sono i valori di chi serve una comunità, o meglio non sono i valori della comunità stessa. Assessore, anche in questo caso insomma si torna a parlare di Novax, si tornano con queste azioni. Fra l'altro sono state proprio rivendicate le scritte, quelle alla CGIL e quelle all'USL di Villa Carisi, non sono state rivendicate invece i danni a microbiologia, però insomma situazioni come queste fanno davvero pensare. Allora, all'amico sindaco Mario Conte dico di non mollare, che siamo tutti con lui e ci mancherebbe. Lui è una persona con la schiena dritta, è un uomo di valori ed è giusto che lui porti avanti i valori della propria comunità. Ecco, quindi da questo punto di vista non ci deve essere nessun dubbio. Dopodiché non parliamo di Novax, qui dobbiamo parlare di noi intelligenti, perché uno che fa violenza contro qualcun altro o contro un patrimonio, contro il patrimonio, tra l'altro in maniera vigliacca, non c'entra nulla con i Novax. Qui si ha a che fare con la psichiatria. Questi sono psichiatrici, il problema è nella testa. Novax, uno può essere contrario al vaccino, va bene, io rispetto tutti. Uno è contrario al vaccino, si è messo in testa che il vaccino non serve, va bene, fatti a meno di fare il vaccino, ma non rompere le balle. Fatti a meno di fare il vaccino, non rompere le balle. Cosa c'entra anche qua la convinzione che i vaccini siano dannosi o non servano contro la violenza nei confronti delle istituzioni o i sindacati? Qualcuno anche qua me lo deve spiegare, perché altrimenti non capisco. E non facciamo confusione tra la libertà di scelta e la violenza. La libertà di scelta è sacrosanta. Io sono sempre stato contrario all'obbligo vaccinale, perché è giusto che, come dire, si coinvolgano i cittadini piuttosto che si imponga loro una scelta come questa. Ma la libertà di scelta non può mai esondare nella violenza. Su questo dobbiamo essere tutti quanti fermi e con la schiena dritta.
Parliamo anche, Assessore, di un'altra notizia, il ritorno delle trivelle in Alto Adige. Ieri abbiamo fatto un servizio, c'è stata una levata di scudi in Polesine, dove la subsidenza ha già provocato negli anni 50 un abbassamento del suolo di 3,5 metri. Fra l'altro è intervenuto anche il governatore Zaia, che dice no, disponibile a potenziare l'attività di rigassificatore, ma no alle trivelle. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo. Complessivamente un territorio che a seguito dell'estrazione di metano dalla terraferma se ne è sceso di 3,5 metri. Dagli anni 50, quando iniziarono i prelievi di acque metanifere, sino al 2008, l'area del delta del Po si è abbassata di 3,5 metri. Il via libera del nuovo governo al ritorno delle trivelle anche in Alto Adriatico per fronteggiare la crisi energetica sta sollevando una levata di scudi in tutto il Polesine. Il ponte che vedete in queste terre viene chiamato scherzosamente monumento alla subsidenza, con i suoi 2 livelli di strada. Quella linea, quella strada più bassa che vedete non era più percorribile e fu necessario alzare il ponte e costruire una strada sopra. Il dislivello tra la strada sopra e la strada sotto è circa 1,50 metri e quel 1,50 metri ci sta ad indicare qual è stata la subsidenza in quel punto, in un punto marginale. Nella zona più centrale del delta l'abbassamento complessivo è stato di 3,5 metri. La subsidenza ha costretto a ricostruire tutto il sistema di bonifica dell'area del delta, ma soprattutto gli argini che, abbassandosi il terreno, non difendevano più come avrebbero dovuto i territori. Ricordiamo che l'alluvione del 66 di Porto Tolle, uno dei motivi del cedimento dell'arginatura fu il fatto che quell'arginatura si era abbassata di oltre 1 metro rispetto a quella che era la quota di sicurezza. E la questione trivelle sta avendo ripercussioni politiche anche nei partiti della maggioranza di governo che ne vuole il ritorno. Il senatore Bartolomeo Amidei di Fratelli d'Italia, già sindaco di Loreo, ha già preso contatti con 2 ministri per bloccare il progetto in Polesine. Il nostro territorio, il delta del Po, particolarmente l'area prospiciente, il delta del Po, deve essere salvaguardata dalle trivellazioni. Questo è il mio pensiero, proprio per la natura del terreno. Ho già fatto passaggi con già 2 ministri per la questione e ci sto lavorando in questo senso. Assessore, una levata di scudi, anche Zaia dice no. Mi scusi, ma quanto lo vogliamo mungere questo Veneto? No, perché capiamoci. Allora, noi abbiamo fatto il rigassificatore, a differenza della stragrande maggioranza delle altre regioni italiane. L'abbiamo fatto e in tempi non sospetti. Abbiamo fatto il Mose per salvare Venezia, ci hanno dilapidato la pazienza dicendoci che era una porcheria, che non serviva a niente, invece salva Venezia dall'acqua alta. Siamo i primi in Italia per la raccolta differenziata dei rifiuti. Abbiamo raggiunto il doppio rispetto all'obiettivo che ci aveva dato l'Europa sulle energie rinnovabili. Abbiamo sfruttato tutto quello che c'era da sfruttare sull'energia idroelettrica, perché noi i compiti per casa li abbiamo fatti, e dove si va ancora a batter cassa? In Veneto. Ma che facciano le altre regioni i compiti per casa una volta tanto? Abbiamo il litorale che è fra i più fragili al mondo. Vorrei ricordare ai grandi scienziati che qui c'è anche Venezia, no, che non mi sembra la città più solida al mondo, e dove si va ancora? Qua, perché bisogna venire qua. Cioè noi abbiamo fatto tutto quello che gli altri non hanno fatto negli ultimi 30 anni e bisogna ancora andare in Veneto. Basta, basta, a meno che non ci dicono in maniera incontrovertibile la scienza, perché come per i vaccini, anche sulle trivellazioni io mi affido alla scienza. Se mi dicono in maniera incontrovertibile che non cambia nulla, anzi fa bene, benissimo. Però che sia sempre il Veneto a dover dare a questo paese malandato, io credo che sia anche ora di dire di no. Per cui benissimo ha fatto il Presidente Zaia, bene fanno i sindaci, io sono al loro fianco. Non fosse altro perché non è giusto continuare a premiare chi non fa e a battere sulla testa invece chi i compiti per casa li fa. Questo è profondamente ingiusto. Assessore, una notizia che arriva ora, di cui diamo conto in questo momento. Un medico è stato accoltellato allo IOV
e c'è il presidente Zaia che esprime la più ferma condanna. Le parole di Zaia, l'abbiamo saputo in questo momento: sono stato informato da poco che un medico in servizio a Padova presso l'Istituto Oncologico Veneto è stato aggredito questa mattina da un paziente con un coltello. Il professionista è stato immediatamente soccorso, le condizioni sanitarie sono stabili. Voglio esprimere la più ferma condanna per un gesto di enorme viltà e la mia personale vicinanza al professionista ferito. Seguo personalmente l'evolversi della vicenda, in contatto costante con la direzione dello IOVE dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova. Si tratta di fatti che non possono essere tollerati o liquidati. Serve che il legislatore tratti questi casi con la massima severità e con norme ad hoc, dice il presidente Zaia. Fra l'altro, assessore, poco tempo fa avevamo fatto anche un servizio proprio sulle aggressioni che subiscono medici e infermieri negli ospedali. Avevamo visto insomma in provincia di Treviso che erano davvero tante, si parlava di 900 aggressioni verbali e fisiche ai danni dei sanitari, e questa insomma che è davvero grave. No, ma continuiamo a delegittimare le istituzioni, continuiamo a delegittimare gli enti locali, i sindacati, i sindaci, i presidenti, continuiamo a delegittimarli. E poi succedono queste cose qua, perché quando non c'è la certezza della pena e c'è una tolleranza, no, pelosa, perché chissà Poaretto questi che problemi che aveva, no, basta. Le istituzioni che siano rappresentate da un medico, da un assessore, da un consigliere, da un sindacalista, vanno tutelate e non si può tollerare, perché poi noi facciamo la gradazione di violenza, no? Allora, se uno ti minaccia di morte ma lo fa verbalmente, va bene, insomma, viene derubricato. Si aspetta che uno ti accoltelli, allora là il problema diventa un po' più grave. No, la tolleranza deve essere zero. Tu minacci di morte qualcuno, paghi con il carcere, ma non è possibile che anche sui social uno si alzi al mattino e inizia a offendere, minacciare, poi vediamo ragazzi che si suicidano perché hanno subito delle molestie via social paurose, tremende, disabili, che vengono derisi, offesi, e tutto questo viene tollerato. Anche i social, se non sono in grado di tenere un certo decoro, allora o trovano delle regole o bisogna chiuderli, perché è inutile, poi succedono queste cose qua. Ovviamente faccio i miei più calorosi auguri di prontissima guarigione a questo medico, non so neanche cosa dire, perché di fronte a queste notizie mancano anche le parole. Assessore, io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie davvero e buon lavoro, Assessore. Ovviamente poi rispetto a questo gravissimo fatto ne parleremo anche nel corso dei nostri telegiornali questa sera, poi cercheremo anche di collegarci con i nostri colleghi che si stanno recando sul posto per capire insomma qualcosa di più di quello che è accaduto e per capire come sta il professionista, il medico che è stato, ricordiamo, accoltellato da un paziente o da una persona che si trovava allo IOV. Ed ora torniamo a parlare, invece ne avevamo parlato prima, degli sviluppi per quanto riguarda l'inchiesta sul cantiere dello stadio Euganeo. È intervenuto il primo cittadino di Padova, Sergio Giordani, che dice: ho fatto il mio dovere di sindaco per garantire i tempi dell'opera. Sentiamo. La fiducia nelle istituzioni e nella magistratura mi ha sempre accompagnato anche prima di fare il sindaco ed è per me un importante valore. Io sono tranquillo perché in coscienza sono convinto di aver agito nel rispetto delle norme. Questo è anche il motivo per cui non ho problemi a metterci la faccia. Il sindaco di Padova Sergio Giordani, in una nuova nota diffusa da Palazzo Moroni, torna sull'inchiesta che riguarda gli appalti per la realizzazione della curva sud dello stadio Euganeo, che lo vede indagato insieme all'assessore allo sport Diego Bonavina per concussione. Secondo la procura avrebbero fatto pressioni per terminare il cantiere dello stadio prima delle elezioni dello scorso giugno. Il sindaco invece spiega di essersi adoperato perché i lavori della curva sud potessero concludersi nei tempi previsti rispettando le scadenze. Giordani e Bonavina si dicono pronti a fornire tutte le spiegazioni ai magistrati. Sono a disposizione, come lo sono sempre stato, nei confronti dell'autorità giudiziaria, perché io vorrei, e lo ribadisco, vorrei spiegare quali sono anche le mie ragioni.
Sergio Giordani ribadisce che è un suo dovere di sindaco vigilare sulla concreta realizzazione delle opere, dallo stadio a tutti gli altri progetti per la città. L'indagine però congela nuovamente il cantiere, la curva che gli ultras attendono da mesi non verrà ultimata, almeno a breve. Nell'inchiesta sono coinvolti anche 2 dipendenti comunali e 2 imprenditori accusati di subappalti illeciti e turbativa d'asta. E continuiamo con la cronaca, andiamo a Vicenza, 4.000 prodotti senza etichette in regola, sequestrati ad Arzignano, Bassano e Torri di Quartesolo, sanzioni per 50.000 euro. Prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza. È su questo fronte che si sono concentrati i controlli delle Fiamme Gialle di Vicenza, che hanno effettuato interventi in diversi negozi e punti vendita della provincia berica, sottoponendo complessivamente a sequestro amministrativo oltre 4.000 prodotti di vario genere, fra borsoni, beauty case, accessori di pelletteria, giocattoli, prodotti cosmetici e per la cura della persona, prodotti per la casa, oltre a contenitori e altro materiale destinato a venire a contatto con alimenti. Hanno irrogato sanzioni amministrative per oltre 50.000 euro. I sequestri sono stati condotti a Torri di Quartesolo, Bassano del Grappa e Arzignano. I militari hanno verificato che in diversi casi i prodotti venivano messi in vendita in violazione delle disposizioni in tema di etichettatura, in quanto privi delle necessarie indicazioni che consentono ai consumatori finali di conoscere ad esempio i dati dell'azienda produttrice o le precauzioni particolari per l'impiego. Sequestro in fiera di statuine in avorio, il prezioso materiale ricavato dalle zanne degli elefanti che può essere venduto solo con le dovute certificazioni. 14 manufatti d'avorio ricavati dalle zanne degli elefanti, sequestrati dal nucleo Carabinieri CITES di Venezia in collaborazione con i Carabinieri di Padova alla fiera antiquaria in corso in questi giorni al quartiere fieristico. Deferiti alla Procura della Repubblica Uganea 2 espositori che vendevano statuine in avorio senza averne gli specifici certificati per la cessione. Il valore degli oggetti sequestrati si aggira intorno ai 10.000 euro. Non sono state rilevate altre irregolarità in fiera. La compravendita di avorio e di oggetti con esso realizzati è sottoposta a rigide regole internazionali. Ed ora un episodio davvero inquietante a Vigonza che riguarda gli studenti di una scuola media. Sentiamo cosa è accaduto. Ha portato a scuola un coltello nascosto nello zaino, è stato scoperto e sospeso. L'episodio inquietante è avvenuto qualche giorno fa a Vigonza in una scuola media. La vicenda ha ancora dei contorni poco chiari. Sembra che alcuni compagni abbiano visto l'arma, ma non è noto se il minorenne l'abbia mostrato per intimidire qualcuno. Fatto sta che alcuni ragazzi hanno raccontato l'accaduto ai genitori, che a loro volta hanno avvisato la preside, che ha immediatamente sospeso lo studente. Del fatto è stata informata anche la giunta comunale, che ha annunciato che cercherà di mettere in campo iniziative volte a sensibilizzare contro il bullismo e contro la violenza. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo qui con altri ospiti ed altra cronaca. Rieccoci nuovamente in studio ed ora ci colleghiamo immediatamente, lo vedo già sullo schermo, il sindaco di Montebelluno Adalberto Bordine. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. Buongiorno, io partirei con una notizia immediatamente. Ieri l'abbiamo detto nel nostro telegiornale, il prefetto ieri di Treviso, Sidoti, diceva, insomma, per quanto riguarda l'allarme furti nella Marca, che sappiamo insomma c'è una recrudescenza soprattutto nel mese poi di dicembre, lo sappiamo, è un po' il periodo peggiore da questo punto di vista. Diceva il prefetto sarà firmato un protocollo con i comuni maggiori, quindi insomma con Egliano, Montebelluna, Castelfranco, per presidiare il territorio anche con le guardie giurate. Cosa pensa sindaco di questa iniziativa del prefetto? Fra l'altro anche il procuratore capo ieri è intervenuto dicendo una volta che saranno denunciati i ladri cercheremo di fare processi molto più veloci. Guardi, io credo che sempre di più a tutti i livelli, soprattutto in questi periodi in cui non solo come enti locali ma anche come privati cittadini stiamo soffrendo su più fronti, bollette, materie prime, ma anche
microcriminalità, e non solo magari microcriminalità, è sempre più importante su tutti i fronti creare una sinergia tra istituzioni, quindi siamo assolutamente d'accordo che deve esserci una costante collaborazione sia con la prefettura ma con gli istituti di vigilanza, cosa che già facciamo, ma anche per quanto riguarda con le forze dell'ordine, quali ad esempio qui a Montebelluna i carabinieri. Io mi sento, dico la verità, quasi quotidianamente per scambiare sempre e comunque qualsiasi tipo di informazione, perché ogni informazione in più che io posso dare al comandante della compagnia di carabinieri o qualsiasi informazione che lui possa dare a me, sicuramente riusciamo a svolgere il nostro ruolo in maniera più efficace e più efficiente, sempre nell'alveo ovviamente del rispetto della legge, che non viene promulgata a Montebelluna ma a Roma. Ecco, fra l'altro ieri appunto il capo della procura diceva, insomma, è un reato il furto grave perché viola quelli che sono, insomma, gli ambiti familiari, viola le case e c'è un aumento, si sente un aumento in questo periodo di colpi nelle abitazioni, ma non solo. Guardi, io mi permetto di dire che Montebelluna è una città certamente sicura. Ovviamente il furto in quanto tale è comunque un reato grave, perché se io mi introduco nelle abitazioni di un privato cittadino vorrei far notare, non certo a lei, ma mi passi la battuta, che la proprietà privata è sacra e inviolabile, quindi trattasi di vera e propria violenza per quanto mi riguarda. Anche a me è capitato in passato che insomma, i ladri siano venuti a farmi visita e il senso di ribrezzo nel vedere magari anche semplicemente delle orme sporche di fango che non sai di chi siano a casa tua è una cosa che dà fastidio, ovviamente al netto poi del dispiacere di vedersi magari sottratti anche dei ricordi di una vita o comunque di investimenti fatti a livello familiare. Ecco, il fatto di questo protocollo però del prefetto con gli istituti di vigilanza e con le guardie giurate, secondo lei è positivo, è visto in maniera positiva dai sindaci? Ma, per quanto mi riguarda assolutamente sì, come dicevo prima, siccome io parto sempre dal presupposto che siamo tutti sulla stessa barca, nel vero senso della parola, come ho detto prima, sia per quanto riguarda il pagamento delle bollette, l'aumento delle materie prime, ma anche il problema sicurezza, sicuramente la sinergia magari non può essere la soluzione a tutti i mali. I furti e i ladri ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Probabilmente sarebbe necessario qualche stimolo in più da parte diciamo così, del legislatore per fare in modo di dissuadere i malfattori a continuare ad agire in questo modo. Ecco, parliamo invece delle bollette, lo stava accennando lei, insomma, lo sappiamo, bollette alle stelle, speriamo che ci siano dei primi, insomma, delle prime notizie positive per quanto riguarda le bollette, però insomma situazione difficile, arriva il Natale, qualcuno dice, insomma, qualche comune ha già pensato di non accendere le luci, di non addobbare i comuni proprio per cercare di risparmiare il più possibile. A Montebelluna avete deciso qualcosa, c'è qualche iniziativa? Allora, noi stiamo tentando di chiudere ovviamente il bilancio di previsione. Per quanto riguarda il Natale, noi partiamo da un presupposto che il Natale a Montebelluna è sempre stato abbastanza morigerato. Per dare un segnale, noi abbiamo il prezzo della luce ancora bloccato al momento, per fortuna. Quindi per dare un segnale di positività rivolta soprattutto ai bambini, perché sono loro devono essere loro i protagonisti di Natale, non spegneremo luminarie, magari abbiamo deciso anche di dare un segnale facendo qualcosina in più rispetto all'anno scorso, ovviamente sapendo che questo non va a influire particolarmente sulle casse comunali. Il vero mistero è il prossimo anno. Noi abbiamo già provveduto alla copertura di tutte le utenze
sia per quanto riguarda la luce sia per quanto riguarda il gas fino a fine anno, il mistero ci troverà, lo avremo il prossimo anno. Ecco, fra l'altro lei stava prima dicendo stiamo provvedendo ovviamente all'approvazione del bilancio di previsione, e non so se aveva sentito il sindaco di Preganziol Galeano, diceva la situazione è difficilissima, per cui insomma diamo un segnale forte e deciso e sospendiamo l'approvazione del bilancio di previsione. Secondo lei questo potrebbe essere un modo per dare un segnale anche a Roma? Guardi, io credo che a Roma siano ben consci della situazione che stiamo vivendo come enti locali. Nell'ultima tornata elettorale abbiamo cambiato governo, ora quando uno fa il sindaco di tutti, non è che è sindaco solo di una parte politica. Io credo che sicuramente ci deve essere un rispetto sempre delle leggi, per cui noi faremo di tutto per chiudere il bilancio entro il 31/12, è possibile approvarlo successivamente alla fine dell'anno, ma questo comporta delle limitazioni abbastanza stringenti per quanto riguarda l'opera amministrativa. E la riflessione è che un ente locale chiude il bilancio al 31/12 probabilmente non sapendo quali sono poi i correttivi e gli aiuti che verranno erogati dal governo centrale, perché questi normalmente arrivano con la legge di bilancio, ovvero letteralmente a fine anno. Noi stiamo lavorando per chiudere il bilancio, per stare sereni, stare tranquilli. Potrebbero essere previste delle operazioni, diciamo così, di risparmio da un punto di vista teorico. L'alternativa è quella di approvarlo a gennaio, avendo conscia la situazione, perché il governo ovviamente, non ho dubbi, interverrà in maniera fattiva con contributi per gli enti locali, ma questo, ripeto, comporterebbe un'amministrazione, senza spiegarlo da un punto di vista tecnico per non annoiarvi, in dodicesimi, che porterebbe la programmazione amministrativa con un orizzonte temporale mese dopo mese. Sindaco, io so che lei oggi ha degli appuntamenti, quindi non le voglio rubare altro tempo. Intanto la ringrazio davvero per essere stato con noi. Grazie a voi, come sempre, un saluto a tutti quanti, anche coloro che ci seguono da casa. Grazie Sindaco, grazie e buon lavoro. Grazie. Noi andiamo avanti invece con la cronaca e andiamo a Vicenza, dove parliamo di furti e degrado, controllo dei carabinieri di Thiene tra parchi, luoghi pubblici e periferie in vari comuni, tra cui Thiene, Marano Vicentino e Villa Verla. Sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri della compagnia di Thiene, le località di Villa Verla e la frazione di Novoledo, Breganze, Sarcedo, Thiene, Marano Vicentino e Zanè. 10 militari dell'Arma impiegati nel controllo dei centri urbani e degli esercizi pubblici, luoghi di ritrovo, che ha portato alla conseguente identificazione di 52 persone e di 43 veicoli. I vari posti di controllo eseguiti dalle pattuglie dei militari si sono concentrati nei centri nevralgici delle periferie dei vari comuni dell'ampio territorio di competenza, vigilando soprattutto le località colpite da alcuni furti consumati in questo ultimo periodo. Inoltre i militari hanno attuato pattuglie appiedate anche nei parchi comunali di Thiene, in particolare nel quartiere Cappuccini, laddove il sindaco aveva recentemente segnalato situazioni di degrado causate da gesti incivili e di maleducazione proprio a ridosso della zona delle giostrine dei bambini. Ed ora un fatto che è accaduto in provincia di Treviso e precisamente a Oderzo, droga e degrado nella zona della stazione. Ieri all'ora di pranzo un giovane vestito con pantaloni della tuta felpa amaranto si è iniettato una siringa di stupefacente in vena sotto gli occhi increduli di decine di passanti e studenti che a quell'ora erano appena usciti da scuola e stavano andando a prendere il bus per tornare a casa. Il fatto è avvenuto verso le 13 fuori dagli uffici dell'ex sede di Veneto Banca, nel retro dell'autostazione. Molti presenti hanno immortalato la scena con i telefonini, pubblicando foto e video nei gruppi social dell'Opitergino Mottense. In poche ore le immagini hanno fatto il giro del web, venendo commentate e condivise decine di volte. Alcuni passanti hanno dato l'allarme ai carabinieri che sono arrivati sul posto, ma del giovane, quando sono arrivati i militari, si erano perse le tracce. Vediamo il video.
Guarda che chiamano le signore. La signora Pelaro già sta con la polizia. Ma le signore io non l'ho Stiamo pigliare con la polizia che non partire, per favore. Roma, guarda come lo stanno guardando. Ma bro, lo stanno chiamando la polizia. Ma si faccio ma almeno potevo andare in bagno a farlo. No, ma almeno farlo da qualche altra parte. Ma poi non davanti a tutti, ma che stupido. Oh, queste sono le stanno Oderzo City, ragazzi, Oderzo. Episodi che davvero fanno pensare, perché in pieno centro, poi fra l'altro di fronte proprio agli studenti che stavano tornando a casa con l'autobus. Ed ora ci spostiamo invece a Padova ed esattamente ad Albignasego. Andrà a processo un uomo accusato di violenza sessuale consumatasi lo scorso giugno in un parcheggio isolato proprio ad Albignasego. Abusata in macchina dopo una serata, la violenza era avvenuta lo scorso 14 giugno in un parcheggio isolato di Albignasego. Ora un 42enne egiziano, autore della molestia, andrà a processo. La vittima è una 35enne residente nella zona del Piovese. La ragazza, insieme ad un'amica, era stata avvicinata dall'uomo in un bar. Dopo aver bevuto un drink, l'egiziano si era offerto di riaccompagnarla a casa, ma fatti pochi chilometri in auto aveva fermato la macchina in un parcheggio buio ed isolato e l'aveva forzata ad avere un rapporto sessuale. Stremata dalla violenza e dall'alcol, la giovane era svenuta. Il mattino dopo era riuscita a scappare dal suo aguzzino e denunciare la violenza. La squadra mobile di Padova, dopo un'indagine veloce, ha individuato l'uomo a Milano. È stato arrestato ma rimesso subito in libertà. Ora dovrà affrontare un processo. E ne abbiamo parlato proprio questa mattina riguardo agli sgomberi che sono stati fatti degli alloggi Ater, ma anche di un grave fatto di cronaca che è avvenuto questa mattina allo IOV di Padova, e vedo già che è collegata con noi la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, qui con me c'è il presidente di Ater, Tiberio Businaro, ma prima di parlare con Ater, commentando gli sgomberi di ieri, un flash sulla notizia di cronaca che è appena arrivato, ovvero l'accoltellamento di un medico dello IOV questa mattina all'interno di uno degli ambulatori dell'Istituto Oncologico Veneto, nella sede di Padova. A ferire il medico un paziente che il dottore aveva appena visitato. Dalle prime informazioni che abbiamo sembra che si tratti di una ferita superficiale, ma che necessita comunque delle cure del pronto soccorso, dove attualmente è ricoverato il medico, a cui è arrivata subito la solidarietà anche del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Non si sanno le ragioni di questo gesto, sul posto è intervenuta la polizia, ovviamente maggiori dettagli li avremo per le edizioni serali dei nostri telegiornali. Ma come vi dicevo, noi siamo tornati alla sede dell'Ater, dove ieri mattina si sono verificati scontri violenti dopo lo sgombero di 4 appartamenti di Via delle Melette che erano stati sgomberati perché occupati abusivamente da anni. Sentiamo la posizione dell'ente per l'edilizia residenziale pubblica. Questi sgomberi, insomma la violenza che poi ne è seguita, e tutt'oggi l'Ater, qui sotto abbiamo visto ci sono ancora le camionette della polizia. Qual è la vostra posizione? Niente, è un momento triste, siamo ancora frastornati e qui ci sono 65 persone che lavorano e non sono abituate a questo tipo di situazioni. L'atto è un atto dovuto, ovviamente il GIP ha deciso di individuare, di sottoscrivere questa ordinanza. Dopo anni di occupazione abusiva si è arrivati a questo risultato. Si è tentato prima magari di riuscire con i nostri strumenti di riuscire a liberare questi alloggi, non ci siamo riusciti ed è arrivata la forza della giustizia, insomma. Quindi noi siamo dalla parte della giustizia e ci tengo a precisare anche che esprimo la mia massima solidarietà per le forze dell'ordine, perché ieri hanno affrontato una giornata tremenda, a dir poco, perché sono stati attaccati vergognosamente e hanno difeso la struttura perché sarebbero entrati sicuramente. Alcuni degli occupanti hanno detto: siamo studenti, siamo precari, c'è una necessità di alloggi in città e ce ne sono questi alloggi erano liberi, e quindi insomma bisogna dare una risposta all'emergenza abitativa. Sì, la risposta noi la stiamo dando e stiamo lavorando in tutti i modi possibili, mettendo in atto tutta una serie di interventi.
possono non essere sufficienti, ma questo non è un alibi che può far sì che persone occupino degli alloggi di proprietà dell'Ater. Ci sono le graduatorie comunali, c'è tutto un iter al quale bisogna seguire. Insomma, non trovo che sia la situazione una soluzione, ecco. Poi questi ragazzi che sono degli studenti, così li hanno definiti, però io quando ho letto stamattina che avevano anche delle armi alla fine all'interno di questi alloggi, non capisco, perché poi mi sembra che 8 di queste persone siano indagate per diversi motivi, insomma, quindi sono un po' aspetto un attimino a capire cosa è successo. Ecco, presto questi alloggi che ieri sono stati sgomberati verranno ristrutturati proprio da Ater e rimessi in graduatoria. Dalla sede Ater di Padova è tutto. Daniela, ti restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Valentina, ovviamente chiedici la linea quando vorrai, se ovviamente avrai notizie ulteriori anche riguardo al fatto che ci hai raccontato dell'accoltellamento del medico. Noi andiamo avanti invece con la cronaca, ne abbiamo parlato davvero in questi giorni spesso, ne abbiamo parlato anche prima di furti, però andiamo nel veneziano perché stanchi di essere continuamente vittime di furti e di rapine. I residenti di Milano, Pianiga e Santa Maria di Sala hanno organizzato un corteo di auto. La gente è tanto arrabbiata, è tanto preoccupata, non si sa con chi prendersela. Un colpo al giorno. Esasperati per una situazione che va avanti ormai da anni, i residenti di Pianiga, Campocroce di Milano, Santa Maria di Sala hanno organizzato per domani sera una protesta per porre l'attenzione su un fenomeno sempre più diffuso e lanciare un messaggio. Ci incontriamo alle 19:30 a Pianiga, si parte da Pianiga e toccheremo le varie frazioni comuni di Santa Maria di Sala e Milano per finire poi in piazza Milano e facciamo un corteo sulla sicurezza. Perché come ogni anno a cadenza, nell'imbrunire della sera, cominciano i furti, sempre gli stessi orari, con sempre le stesse modalità. Sono già 6-7 anni che andiamo avanti. E perciò richiediamo attenzione perché noi chiediamo un comando di polizia, un nuovo presidio dei carabinieri. Per affrontare il problema il sindaco di Pianiga ha indetto un'assemblea pubblica per il 23 novembre, ma i cittadini attendono da anni risposte che non sono mai arrivate. Dicevano che mandavano delle pattuglie, mandavano dei presidi della polizia municipale, ma poi forse è durato un paio di mesi perché sono le stesse forze dell'ordine che dicono se ci fosse fino a meno alla mezzanotte un aiuto anche della polizia locale noi avremo più forza per magari pattugliare poi le zone. Il rischio è quello che a un certo punto si arrivi a un livello tale di esasperazione e paura, dice Zangrando, che porta a difendersi da soli. Le persone sono armate, tantissime sono armate in casa perché magari vanno a caccia o armi magari ereditate e è logico che l'impulso è mi scioppo e sparo, però è là che io mi spavento di più perché so cosa succede dopo quando tu ti sei difeso in casa tua, ti ritrovi una decina di anni di processi, di udienze, soldi spesi per poi finire in galera. E come si stanno attrezzando i cittadini contro l'ondata di furti? L'abbiamo chiesto proprio a loro. Mi sto premunendo in qualche maniera, insomma, ho già allarme e tutto, però la sera appena vedo buio mi chiudo. Per dire il vero hanno già rubato a casa mia per il passato, sia a casa che al mare. Sono sempre preoccupata e cerco di tenere chiuso il possibile. Io mi chiudo bene, sì, ci penso perché ci penso, però. Non ci penso perché la gente è sempre preoccupata di qualcosa, però se hai l'anima in pace, stai in pace e basta. Non essere troppo attaccati alla proprietà. Sperare che non capiti, insomma. Mi sono messa un sistema d'allarme. Quindi è l'unica cosa? Sì, perché ho avuto 2 tentativi di furto. Sì, intrusione, insomma. Ma sono riusciti ad entrare o no? Uno ci mancava poco, ero anche in casa. L'impianto di allarme è utile
e poi avere accorgimenti, quando si esce di casa chiudere bene tutte le imposte. Io lascio sempre perché vengono dentro lo stesso, allarmi, non allarmi, puoi mettere tutto, ma la gente entra dappertutto. Più controlli delle forze dell'ordine, però magari passa ogni tanto la macchina della polizia o vigili, sì. Ma io sto su un condominio per cui sono anche alta, un po' più difficile, non abito su una casa sola. Siccome che non siamo protetti a niente perché ripa per quello che vuole e non mette mai in pressione neanche a noi cose, e ora per forza. E torniamo a parlare per un momento dei migranti che sono arrivati questa mattina, i primi 59, lo abbiamo detto, saranno portati, anzi sono già stati portati a Treviso, nell'ex caserma Serena, poi ne parleremo anche con un nostro collega che si sta recando proprio sul posto, e adesso le dichiarazioni del presidente ANCE, e mi auguro che non si scarichi sui sindaci la gestione di questo problema, perché questo significa mettere in difficoltà le nostre comunità, lo afferma il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, commentando il possibile arrivo di un gruppo di migranti provenienti dal porto di Catania. Oggi i comuni devono fare i conti agli effetti del caro energia che pesa in modo notevole sui bilanci, con il rischio di dover tagliare servizi essenziali. Rileva: non possiamo farci carico anche di questa emergenza. Abbiamo già visto in passato che determinate situazioni possono portare a tensioni sociali, lasciando il segno sulla comunità, e questo non deve accadere, perché il Veneto da sempre è un modello per l'integrazione. Negli anni siamo riusciti ad accogliere migliaia di persone ed integrarle nella nostra comunità, dando loro un lavoro ed una prospettiva di vita. Siamo consapevoli, conclude poi Mario Conte, delle difficoltà di gestire l'emergenza, e soprattutto non bisogna dimenticare che i profughi sono persone e vanno trattati con dignità e con rispetto. La situazione di emergenza però va gestita e non scaricata sui sindaci, talvolta senza coinvolgersi, ma calando le decisioni dall'alto. Dunque queste le dichiarazioni del presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Ed ora invece ci spostiamo a Vicenza. A Villaverla il comportamento sempre più irrispettoso delle regole di convivenza civile di alcuni gruppi di nomadi ha costretto il sindaco ad ordinare l'immediato sgombero del campo. Abbiamo incontrato il primo cittadino dopo una riunione sul caso in prefettura. È una situazione che per fortuna non è tramutata in tragedia, perché avrebbe potuto esserci un'esplosione con conseguenze ben più tragiche. Fortunatamente ciò non è avvenuto. SAR, che gestisce la rete di metano, è intervenuto il giorno stesso andando a chiudere la falla di perdita del gas, e nei prossimi mesi farà un ulteriore intervento per sistemazione dell'area. Area che come sindaco ho ordinato tramite apposita ordinanza allo sgombero. Dopo lo scampato pericolo di esplosione a seguito di un tentativo di manomissione della colonnina del gas, così si presentava questa mattina l'ex campo nomadi di Via Stadio e di Villaverla. Lo sgombero immediato ordinato dal sindaco è stato oggetto di discussione al tavolo provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura. Qui si sono concordati una serie ulteriore di provvedimenti che saranno oggetto di verifica nel prossimo incontro tra un mese. Abbiamo questa presenza di due nuclei di famiglie Sinti che nell'ultimo periodo hanno portato scompiglio, comunque vivacità nella vita del paese, con piccoli furti in abitazioni private, da pollame a balle di fieno piuttosto che paglia, a piccole attrezzature per il giardino e l'orto. La situazione era ormai esasperata da parte dei cittadini, con visite in municipio da parte degli stessi giornaliere, quindi non era più sostenibile. Qui è un problema di ordine pubblico, ci sono le leggi, vanno rispettate, quindi chi si comporta bene ha diritto di rimanere, chi non lo fa mi dispiace, ma prenderemo appunto i provvedimenti necessari. E lo sgombero del campo nomadi deciso dal sindaco di Villaverla, il giro di vite dei provvedimenti approvati in prefettura è stato accolto con soddisfazione dai residenti. Era ora il commento più frequente, che sottolinea la necessità di mandare un segnale di rigore e di rispetto. Il sindaco è riuscito a mandare a sgombrare il campo. Ha fatto bene. Ecco, era un problema. Grosso. Ci parlavano di raffiche di furti, così.
senz'altro. Però devono vivere anche loro e adesso sono cittadini di Villaverla e cosa si fa? Sono qua da sempre, ecco, e quindi loro girovano, poi per noi può essere magari meno importante o più importante, comunque sono sempre qua in giro, sì. Loro hanno tutto un altro stile di vita di noi e purtroppo così è. Cosa ho sentito dire? Anche qua si parlavano anche di raffiche di furti, di tante cose. Sì, sì, ad esempio quella casa lì e di là, sono andato 4 volte e non hanno dentro niente, però hanno rotto vetri, persiane, hanno fatto disastri. È bene così, per la pulizia è bene così. Ci sono parecchi disagi, la gente ha un po' paura di uscire. Una volta che pensa, era tempo. Molto importante perché disturbava proprio sia le persone che comunque no, era una cosa bella da vedere perché erano degradante la situazione. Il grande problema è sì, tutti buoni o i neri tristi dentro, ecco. Allarme anche no, però certo che un segnale di fermezza sicuramente sì, perché siamo arrivati a un lassismo esagerato secondo me. Tutto qui. Ed ora invece ci colleghiamo perché lo vedo sullo schermo. Mario Carollo, presidente Adiconsum di Vicenza, buongiorno. Buongiorno, qui Adiconsum Vicenza. Sì, buongiorno. Senta, situazione difficile per quanto insomma, riguarda proprio i cittadini, per quanto riguarda anche i precari. So che voi avete organizzato anche un gazebo. Sì, noi questa mattina abbiamo organizzato un gazebo a Bassano per incontrare i consumatori, perché il problema delle bollette sta diventando un problema molto sentito e anche problematico. Noi ne abbiamo sentiti un centinaio che hanno per certi aspetti fatto vedere le loro bollette, perché avevamo programmato questo incontro per dare un servizio sulle bollette e poi per fornire dei consigli, diciamo, per come risparmiare in bolletta, ma anche sul problema dell'inflazione. E questo sicuramente ha avuto una grande risposta, perché le persone si sono avvicinate e ci hanno chiesto di varie nature i loro problemi, ce li hanno risposti. Le richieste che vi fanno maggiormente i cittadini? Ma dunque stamattina sono venute persone con 500.000 euro di bolletta che è arrivata in questi giorni. Capisce bene che sono persone che alla fine pensionati che non sanno come fare, e qualcuno di loro anche avevano distaccato il contatore, perciò il problema è che quando le persone non riescono a pagare, le aziende chiudono il contatore e affrontano adesso l'inverno con senza riscaldamento, senza energia elettrica. Su questo c'è bisogno di un intervento forte da parte del governo per dare la possibilità di rateizzare nel tempo il loro bisogno, diciamo, dal punto di vista economico, e fare in modo che queste persone non riescano diciamo, ad avere il servizio. Questo è il problema che noi abbiamo riscontrato. Poi stamattina sono venute tante persone che avevano contratti con bollette che per certi aspetti c'erano degli errori di fatturazione, contratti che non avevano richiesto, perciò è un problema sicuramente non di poco conto, e noi abbiamo cercato di dare i consigli, perché effettivamente venendo da noi possiamo vedere cosa si può fare. Dall'altra parte bisogna fare in modo anche di risparmiare, perché in casa si può benissimo anche, diciamo, trovare in modo che l'acqua calda sia un po' meno calda, che magari i LED, che sono quelle lucette che accese e che consumano energia. E credo che sicuramente magari anche la lavatrice, il lavastoviglie a pieno carico può far risparmiare sicuramente dei soldi. Poi noi abbiamo fatto dei consigli utili perché le persone possono risparmiare sui mutui, sulla spesa alimentare, perché noi spieghiamo come fare per cercare di comparare le varie proposte che ci sono sul mercato. Dall'altra parte anche il discorso di i contratti. Spesse volte abbiamo visto che le persone non sanno che contratto che hanno sottoscritto, non sanno effettivamente molti elementi della bolletta. Noi abbiamo cercato di spiegarli stamattina e dire che sicuramente devono anche dare un contributo anche di questa natura, perché sicuramente
consigli sono importanti. Certo. Senta, e iniziative come queste ne farete ancora? Come? Iniziative come queste, come questa di questa mattina con il gazebo, ne farete ancora? Sì, noi abbiamo fatto diciamo, questa mattina abbiamo fatto questo gazebo per fornire, diciamo, questi consigli. Poi continueremo nel territorio di Vicenza, negli altri paesi, negli altri mercati. Siamo andati al mercato perché la gente è molto presente per altri motivi, ovviamente, no? E allora a quel punto lì li abbiamo incontrati e abbiamo visto sicuramente che è un problema di grossa preoccupazione. Il problema è che c'è il governo che annuncia, ma che realmente c'è bisogno di avere delle risposte molto importanti per le persone, perché come le avevo detto prima, persone che sono senza corrente, senza gas, che hanno un migliaio di euro da pagare, credo che il problema è che bisogna affrontarlo e va affrontato nel momento in cui ci sia anche la possibilità di rattristare. Poi evidentemente noi facciamo della consulenza anche per vedere anche come muoverci anche sul piano dei contratti, fare dei contratti che sono proprio a misura delle loro esigenze, perché spesse volte le persone non sono in grado di fornire anche prestazioni di questo tipo. Noi facciamo appunto, diamo dei consigli. Certo, io la ringrazio davvero. Grazie davvero. Grazie a voi per il contributo di informazione che ci avete offerto e ovviamente buon lavoro a tutti. Grazie, buon lavoro anche a lei, grazie. Noi ora ci spostiamo nel bellunese. Safilo macina utili per i lavoratori degli stabilimenti di Longarone, di Santa Maria di Sala e della sede di Padova. Il futuro è a tinte fosche. La Regione dialoga con i sindacati che domani riuniranno il coordinamento regionale per fare il punto della situazione e per chiedere un incontro all'amministratore delegato del gruppo Trocchia. Oscilla il titolo di Safilo in borsa nonostante le performance in progressione del gruppo che nei primi mesi ha macinato ricavi e profitti a doppia cifra percentuale. È il paradosso di una fra le più importanti società al mondo nel settore dell'occhialeria che ha fatto nuovamente ricorso alla cassa integrazione per i 485 lavoratori rimasti dopo il taglio di 400 unità nei primi mesi del 2020. C'è forte preoccupazione per il futuro degli stabilimenti di Longarone e Santa Maria di Sala e per la sede di Padova. Se ne stanno occupando i sindacati in contatto con la Regione Veneto. Safilo è un'azienda forte con un nome importante e qui c'è un territorio che nell'ambito dell'occhialeria non ha pari nel mondo. Con i lavoratori stiamo da tempo e con i sindacati in particolare stiamo da tempo pensando che il mercato del lavoro dell'occhialeria è un mercato circolare. Conforta l'assessore Donazzan la consapevolezza che le professionalità delle maestranze dell'occhialeria non andranno comunque disperse. Domani si riunirà il coordinamento sindacale del gruppo che comprende tutti e tre i siti veneti per affrontare la questione e chiedere un incontro chiarificatore all'amministratore delegato Angelo Trocchia. La Regione è qui per accompagnarli con della formazione guidata e per dei processi che devono dare serenità. Ecco, la cifra di vittoria è essere accompagnati dalle istituzioni. Questo dà serenità e affidabilità agli investitori. Ed ora ci fermiamo, vediamo insieme come sarà il tempo questo fine settimana, nelle prossime ore, e poi qualche istante di pubblicità e torniamo di nuovo in studio con altri ospiti. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Previsioni del tempo per giovedì 10 novembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni fino al mattino, localmente anche in moderata intensità. In seguito miglioramento con schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio. Limite della neve è intorno ai 2000-2200 metri sulle Dolomiti. Temperature minime sui 9-14 gradi, massime intorno ai 16-18 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia alla mattina cielo nuvoloso con piogge diffuse moderate a ovest. Dal pomeriggio miglioramento con schiarite a partire dalla Carnia. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime intorno ai 16-17 gradi. Sul Trentino Alto Adige le precipitazioni residue si esauriranno in mattinata e le nubi lasceranno posto progressivamente al sole. Temperature minime sugli 8-10 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati nuovamente in studio, non so se abbiamo già il collegamento col nostro collega Christian Raboit sulla questione migranti. Abbiamo detto una cinquantina ne sono arrivati da Catania questa mattina ed alcuni arriveranno nel Trevigiano. Christian, ti vedo sullo schermo, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Sì, ti posso dare un aggiornamento. Sono 9 i migranti, 9 su 50 che sono arrivati poco fa alla caserma Serena di Casier, quindi parliamo di un quinto del totale destinato al Veneto, poco meno, quindi numeri che al momento sono contenuti. Abbiamo parlato anche con Gian Lorenzo Marinese, che è presidente della cooperativa che gestisce l'hub di Casier. Tra l'altro la nuova facility di cui è presidente si occupa dell'hub anche di Lampedusa. Marinese, che tiene a precisare che la situazione è completamente sotto controllo, che i numeri per l'appunto, come vi dicevo, sono modesti. Si tratta di 9 uomini di nazionalità pakistana. Questo posso dirvi, sono le prime informazioni che ci arrivano per l'appunto dalla Serena. Lo stesso Marinese, come ti dicevo, tende a tranquillizzare i trevigiani e residenti dicendo che per l'appunto tra novembre e dicembre solitamente gli sbarchi diminuiscono, quindi non dovrebbero arrivare altri grandi numeri, perlomeno appunto a Casier, perlomeno nella Marca trevigiana. Questa è la situazione attuale. Ti posso dire anche che il numero complessivo dei migranti all'ex caserma Serena ormai è sui 320, quindi erano 308 fino a questa mattina. Aggiungici, Daniela, questi 9 migranti, siamo più o meno a 320. Negli anni caldi della grande immigrazione, quindi parliamo del 2016, se non vado errando, la caserma era arrivata a ospitare fino a 780 persone e siamo anche distanti dai numeri che si erano registrati 2 anni fa e che avevano portato anche a quelle scene che ben ricordiamo di scontro interno proprio alla caserma, scene di tafferugli e quant'altro. Quindi lo ribadisco, queste sono anche le parole del presidente di Nova Facility e Marinese. La situazione per il momento è molto stabile. Poi chiaramente bisognerà vedere cosa accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma per l'appunto storicamente tra ottobre e dicembre gli sbarchi diminuiscono viste le temperature, il mare agitato e quant'altro. Se non hai domande ti restituirei la linea. No, grazie davvero, grazie Cristina. Poi ovviamente di questo argomento ne parleremo nel corso dei nostri telegiornali di questa sera, sia del Veneto a partire dalle 18:30 che di Treviso alle 19:30. Grazie davvero Cristian e buon lavoro. E noi invece cambiamo completamente argomento. Vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto qui in studio. Claudio Diaz è presidente di AIDEFAD, cioè Associazione Italiana Disordini da Esposizioni Fetali ad Alcol, giusto? Esatto, giustissimo. E invece la dottoressa Patrizia Riscica, giusto? Presidente Comitato Scientifico della stessa associazione. Partirei con un video, che è un video simpatico, che però pone l'attenzione su un argomento che è importante. Vediamo se la regia riesce a mandarci il video del Mamma Beve, Bimbo Beve, del sindaco di Spresiano Marco Della Pietra e della moglie Alessandra, influencer per un giorno. Ciao amore, bicchierino? Ma sei fuori? Perché? Mamma beve, bimbo beve. Non lo sapevo mica. Non lo sapevi. Non si può neanche un bicchiere.
Anzi, neanche un goccio. Allora sai cosa c'è? Non bevo neanch'io. Il sindaco Marco Della Pietra e la moglie Alessandra in dolce attesa, influencer per sensibilizzare le giovani coppie contro l'uso dell'alcol in gravidanza. Un modo simpatico, ma che ha l'obiettivo di porre l'attenzione su una problematica tanto importante quanto mai seria. La coppia ha aderito all'iniziativa Zero Alcol in Gravidanza portata avanti dall'Associazione Italiana Disordine da Esposizione Fetale da alcol e o droghe. Anche solo un goccio di alcol può provocare numerosi problemi nei bimbi. Da qui il video, mamma e papà insieme con lo stesso obiettivo, salvaguardare il piccolo. Claudio, uso e abuso, anche una goccia di alcol può provocare problemi gravissimi nei bimbi. Sì, esatto. Diciamo che il concetto importante da passare quando parliamo di questo argomento è quello che non è solo un problema che riguarda i forti bevitori, ma è un problema che riguarda anche l'uso occasionale, che può riguardare anche l'uso occasionale di alcol. Cioè l'unica indicazione che oggi la scienza dà è quella di non assumere neanche un goccio di alcol durante la gravidanza. È ovvio che maggiore l'assunzione di alcol, maggiore sarà sia il rischio che il danno, ma siccome non conosciamo quello che è il limite sotto il quale il danno non esiste e siccome la scienza ci dice che la FASD, cioè l'intero spettro delle manifestazioni conseguenti all'uso di alcol in gravidanza, supera per numero autismo, paralisi cerebrale, sindrome di Tourette e sindrome di Down insieme, ci rendiamo conto che questa è un'epidemia nascosta. È un'epidemia nascosta anche perché molte delle manifestazioni dell'esposizione all'alcol oggi ottengono delle diagnosi non corrette che tendono a descrivere esclusivamente quelli che sono i sintomi che si manifestano più in là nell'età, senza identificare la causa, che invece è ciò che in medicina si dovrebbe sempre cercare di fare. Ecco, di solito si dice, insomma, le mamme non bevono, non è così in realtà, perché uno dice uno spritz e magari lo fa. Esatto, il problema del fatto che le mamme bevono è legato anche molto al fatto che purtroppo ancora oggi moltissime ostetriche e ginecologi passano il messaggio che un bicchiere a pasto addirittura è consentito, quindi la madre giustamente si sente autorizzata a bere e nel momento in cui io sdogano un bicchiere, nella psiche della persona ne sto sdoganando più di uno, per cui siccome non tutti sono tenuti a doversi autonomamente informare ma si fidano di quello che il medico gli dice, è fondamentale che i professionisti sanitari comincino a veicolare quello che è il messaggio che la scienza passa, e cioè che non si beve niente, non si fuma niente e come non si assume i crostacei o le altre cose non si assume neanche l'alcol. Io dico sempre chi è che... Perché paradossalmente, cioè uno non mangia crostacei però beve. Però beve magari, ma poi dico chi è che il giorno che torna a casa dall'ospedale con il suo bambino appena nato per festeggiare gli fa bere un bicchiere di spumante? Ma nessuno gli passerebbe per l'anticamera del cervello. Però siccome quando è in pancia è ancora qualcosa di inesistente, quando io bevo quel bicchiere il bambino se lo beve tutto uguale. Quindi rendiamoci conto che un feto il cui cervello si sta sviluppando, i cui organi si stanno sviluppando, se comincia a bere a ogni pranzo o anche ogni weekend 2 spritz, 3 spritz, quale può essere il danno che gli causiamo? Quindi è fondamentale evitare, ed è fondamentale quando si iniziano ad avere certe manifestazioni, se ormai tra virgolette il danno è fatto, identificarle correttamente. Dottoressa, ci sono dei dati a livello magari provinciale di questa problematica? Quante donne? Beh, intanto io sono molto contenta che sia tornata la scritta Mamma beve, bimbo beve, che è un progetto che nasce nella nostra azienda sanitaria quando ci lavoravo, perché adesso sono felicemente pensionata, ed è un progetto che è nato nel 2009 proprio per prevenire questo aspetto di questa sindrome che definiamo trasparente o invisibile, nel senso che è poco nota, poco conosciuta dagli stessi professionisti. All'epoca, per partire, tanto per darvi un po' di dati anche, per partire proprio con questo progetto di prevenzione, abbiamo fatto una ricerca qua nel nostro territorio. Abbiamo testato gli adolescenti per capire che tipo di comportamento avevano, abbiamo testato i medici e le ostetriche per capire che conoscenza avevano su questo argomento, abbiamo testato le donne in gravidanza. Qua nel nostro territorio veniva fuori un dato del
35% di donne che affermavano di aver consumato almeno un bicchiere durante la gravidanza. Io credo che questi dati, se rifacessimo la ricerca oggi, sarebbero molto meno per certi versi, perché il messaggio è un po' passato. Quindi c'è più coscienza di questo. C'è più consapevolezza. Noi abbiamo fatto come AIDEFAD recentemente un lavoro insieme all'Istituto Superiore di Sanità di formazione online, 3 FAD, e in più è stato pubblicato il 9 settembre, sempre con l'Istituto Superiore di Sanità, con un progetto finanziato, un manuale che si chiama Prendersi cura della FASD, una sindrome quasi invisibile, e che è un manuale non è soltanto per gli operatori, ma è anche per le famiglie, per i cittadini, ed è anche scaricabile con un PDF, quindi là dentro ci sono moltissimi dati. Quindi per quanto riguarda il consumo nel Veneto, questo è un dato vecchio. I dati che danno oggi sono sul 10% di consumo nelle donne. Sempre l'Istituto di Sanità sta facendo adesso, e quindi i dati non li abbiamo, una ricerca per testare il consumo in Italia, quindi nelle varie regioni, del consumo. Cosa fanno? Possono dosare un metabolito dell'alcol nel meconio. Il meconio è quello che il bambino espelle appena nato, sì, dall'intestino, e contemporaneamente la ricerca di questo metabolito nel capello della donna, perché si deposita, per vedere quanti. Dobbiamo attendere che questa ricerca si consolidi e ci siano tutti i dati per poter dire qualcosa. Comunque anche AIDEFAD, diciamo, è vicino a questo progetto e ha partecipato al progetto. Ci sono le mamme che vengono a chiedervi consiglio? Sì, allora AIDEFAD è un'associazione nazionale, quindi ed è in contatto con tutte le regioni italiane. Il lockdown per certi versi ha anche favorito i contatti, perché sono state fatte molte riunioni, molti incontri, e quindi ha permesso una maggiore rete, quindi per certi versi è stato anche positivo, e per cui sì, capita, di solito scrivono ad AIDEFAD, al direttivo, alla segreteria, con qualche quesito. L'ultimo è recente, no, Claudio? Sì. Di una mamma preoccupata che aveva bevuto prima, nel primo proprio appena concepito, ed era molto preoccupata, e quindi chiedeva cosa doveva fare, no? Quindi è una situazione molto delicata questa, anche nel dare consigli, perché ci si muove proprio. Sì. Noi tendiamo a rappresentare due realtà parallele, cioè quelle delle famiglie biologiche, naturali, che per ovvie ragioni che non serve neanche spiegare difficilmente arrivano e vogliono ammettere, anche se in molti paesi, quelli anglosassoni, ci sono moltissime madri oggi che si fanno testimonial, madri biologiche, perché hanno bevuto, i figli hanno avuto dei problemi, loro non hanno sentito lo stigma ma hanno sentito l'accoglienza, quindi si sono messe in prima linea per dare il messaggio di non bere. Qui da noi in Italia ad oggi l'associazione fondamentalmente rappresenta famiglie adottive internazionali e adozioni nazionali, perché qui c'è un altro enorme tema, che è quello della difficoltà di ottenere le informazioni sulle origini, tema che recentemente proprio l'Europa ha condannato l'Italia, no, su questa problematica. L'Italia si è un po' mossa, per cui adesso in certi casi qualche informazione tende a darla, ma tendenzialmente c'è un vuoto, e questo vuoto si traduce poi nel vuoto di presa in carico da parte dei servizi, perché chiaramente le manifestazioni che questi ragazzi hanno, essendo molto varie e non rientrando precisamente... Magari ci puoi dire tipo quali reazioni? Beh, le reazioni che tendenzialmente si hanno sono dei lievi ritardi intellettivi, ma non sempre. Molto spesso non c'è un ritardo intellettivo, ma c'è o meglio ancora, a me piace di più il termine disabilità intellettiva, perché ritardo è un termine che non si usa più da tanto tempo, ma per lo più stiamo su punteggi medio-bassi, la grande parte. Vengono diagnosticati disturbi borderline di personalità, vengono fatte diagnosi di ADHD, di autismo, quasi sempre, l'autismo ad alto funzionamento, quindi la sindrome di Asperger. Sì, più che altro sono queste in realtà delle diagnosi che descrivono la manifestazione che il medico vede.
ma in realtà quella manifestazione è il risultato del danno cerebrale che c'è stato, che si traduce in comportamenti anomali, e molto spesso la diagnosi psichiatrica o quella delle dipendenze, perché le persone esposte ad alcol tendono ad avere in un 45-50% dei casi problemi di dipendenza a loro volta, in un numero simile problemi con la giustizia. Quindi noi ci rendiamo conto che fare emergere il problema, identificarlo, diagnosticarlo serve sia a dare la cura giusta, ma anche a ridurre l'impatto che tutto questo ha sulla società. Perché se noi continuiamo a mettere in carcere, continuiamo a curare a psicofarmaci, dove invece potremmo prevenire e cercare di ridurre, identificando questi pazienti al primo accesso in penitenziario, al primo accesso a un CERT, al primo accesso a un pronto soccorso per una crisi psicotica o altre cose, con un'anamnesi attenta, noi avremo gli strumenti per iniziare a cambiare il punto di vista su questi comportamenti e riuscire a fornire delle indicazioni migliori. Spesso per la persona che ha i problemi psichiatrici, spesso sono il risultato non tanto della sindrome in sé, quanto di una vita in cui la persona non è riuscita a darsi una spiegazione dei suoi comportamenti. Ecco, fra l'altro lei sta toccando uno degli argomenti di cui purtroppo abbiamo dovuto parlare negli ultimi tempi, perché lo abbiamo visto, tanti casi di problemi psichiatrici e purtroppo tanti casi fatti di cronaca, certo, che abbiamo dovuto raccontare, insomma, gravissimi, certo, da cui non si sa mai, certo, cosa è successo, cosa è scattato, certo, perché è scattato, e soprattutto tutti si domandano perché non vengono seguiti, o comunque sono persone... Dottoressa, magari forse posso dire io se qualcosa su questo. Beh, intanto noi abbiamo un fattore, cioè molte di queste situazioni sono anche casi di persone che usano sostanze, ed è un problema che in questo momento, per una serie di motivi che possiamo anche vedere, di provare a analizzare, ma sarebbe un discorso molto lungo, è una cosa che passa un po' sottaciuta, non è sempre ben considerata. C'è un fattore culturale sull'alcol, per cui l'alcol è accettato e quindi chi consuma alcol è considerato normale, è diventato una moda. Pensiamo ai nostri adolescenti che sempre più in giovane età, quando abbiamo fatto quella ricerca nel 2009 si parlava di 11-12 anni il primo consumo di alcol. Per molti. Adesso sento insegnanti che mi dicono che arrivano anche a scuola, che hanno bevuto al mattino. E quindi c'è tutta questa problematica, per esempio, dell'uso dell'alcol, dell'uso delle altre sostanze, cocaina in particolare, che rimane un po' sotto. Pensiamo che comunque il traffico di sostanze illegali supera il PIL dell'Italia, per capirci di che cosa parliamo. Mi scusi, lei prima stava dicendo sì, un dato che un po' sconcerta, un po' lo sì, sappiamo, perché abbiamo appunto sentito proprio il prefetto sull'uso abuso dell'alcol. Abbiamo visto gli incidenti stradali, non ne parliamo, di purtroppo gravi, e ci diceva dagli ultimi controlli delle forze dell'ordine notiamo che ci sono persone alla guida già dalla mattina che hanno insomma tassi alcolemici oltre il limite. Cioè la mattina fa pensare e preoccupa. Lei mi diceva addirittura giovani, giovanissimi. Sono cambiate ulteriormente un po' le modalità di consumo. Noi una volta avevamo una modalità di consumo di tipo mediterraneo, che significa a pasto, regolarmente a pasto, come un alimento che per certi versi era, tra virgolette, più protettivo rispetto al consumo che si ha adesso di tipo nordico, ovvero lo sballo, il binge drinking cosiddetto, nei weekend o di sera. Fra l'altro io ho notato che in particolare nella nostra zona non è tanto nei weekend come possiamo osservare nei popoli nordici, ma è quasi ogni sera, perché se andiamo in giro per le strade abbiamo degli agglomerati di persone che basta andare insomma a Treviso, non è che senza fare nomi dei locali. Per cui è cambiato la modalità di consumo, quindi è un consumo molto più pericoloso,
molto più pericoloso, con elevati tassi alcolici. E soprattutto fra giovanissimi. E fra giovanissimi, questo. Secondo, io ribadisco, un po' Covid, situazione, non so, si è perso un pochino per strada la prevenzione, perché per esempio adesso non so, non credo che si facciano più, si facevano dei corsi per le persone che venivano fermate in guida di stato di ebbrezza, avevano un certo iter, c'erano dei protocolli. Adesso è un po' sfuggito tutto ed è molto difficile, è diventata una società sicuramente molto più complessa, anche per l'uso di sostanze. Noi non sappiamo che uso c'è, ma probabilmente le tracce di cocaina nel Sile ci sono, insomma mi pare anzi che le abbiano rilevate. Quindi significa che c'è un consumo. Però questo è in qualche modo, e molti disturbi o situazioni, pensiamo a crisi violente, io penso anche a molti femminicidi, sono in relazione al consumo di sostanze. E un pochino si fa finta di niente, cioè non c'è nessuno che si prende questa responsabilità. I servizi, anche sappiamo che cosa sta soffrendo la sanità in questo momento, quindi anche i SERT, le psichiatrie sono in una situazione un po' più di difficoltà e di un grosso aumento dei pazienti che stanno arrivando. Ecco, come associazione da questo punto di vista potete fare qualcosa? State facendo qualcosa? Chiaramente dopo passo la parola a Claudio, però uno degli obiettivi dell'associazione è anche la prevenzione, l'informazione e la formazione. E io quando siamo partiti, tiro sempre fuori il 2009, scusatemi, l'idea era proprio quella di usare anche il discorso alcol e gravidanza per aumentare la cultura sulla tossicità dell'alcol. Perché l'alcol è un'azione teratogena. Cosa significa? Significa che modifica la configurazione delle nostre cellule, le cambia, soprattutto dei nostri neuroni. Quando parlava di queste disabilità, Claudio, non è che sono disabilità che nascono da un danno organico. Da un danno organico vuol dire che a livello dell'amigdala, nell'ippocampo, ci sono dei danni, i neuroni non sono gli stessi, non sono a posto, sono in qualche modo disadattati anche loro, usiamo questo termine. È molto difficile far passare questo messaggio. Dovrebbe cambiare un po' la cultura. Sì. La cultura non è facilmente cambiabile, nel Veneto poi è molto difficile cambiarla. Per cui, però sì, l'associazione è riuscita in questi anni, se voi andate a fare una ricerca così storica e vedere quanto in Italia si parlava di FASD fino al 2018 che è nata l'associazione e quanto se ne parla anche a livello di stampa eccetera, dopo quella data lì voi vedete che c'è stato un boom dell'informazione. L'informazione serve al riconoscimento e serve alla consapevolezza e quindi chiaramente molte sono le famiglie adottive che finalmente hanno trovato una risposta, molte le famiglie biologiche che stavano per formarsi, che hanno evitato di assumere alcol, molte le famiglie adottive che prima dell'adozione, perché qui c'è un altro tema importantissimo che è quello che purtroppo le famiglie adottive non sono accompagnate adeguatamente nel percorso di adozione. Le nostre famiglie, e sono tante perché noi iniziamo a rappresentare più di 115 famiglie, che in sé non è un numero grande ma è specchio della forza di queste famiglie di aver un po' vinto lo stigma, perché non è facile ammettere che c'è stato questo tipo di problema. Sono molto abbandonate, per cui quasi tutte avevano per esempio dato disponibilità per quello che si definisce lieve e reversibile disabilità, quindi io genitore dico sono pronto a questo, arrivati nel paese soprattutto estero sono state nascoste, minimizzate le condizioni. Sulla spinta dell'emotività di quel momento, no, ti mettono questo bambino in braccio, uno non capisce più niente, tornano a casa e si ritrovano una disabilità permanente, creando un danno enorme. No? Io dico sempre che l'adozione deve essere qualità, non quantità. Questi sono argomenti che magari passano davvero, sembra, tra virgolette, passatemi il termine, quasi in secondo piano, perché uno dice vabbè ho il bambino e non si conosce invece poi tutto questo dietro sommerso. Che non... Ma questo è vitale perché il fatto di sapere, allora intanto di base io, siccome ci sono famiglie che vogliono adottare bambini con special needs, con disabilità, ci sono famiglie che adottano disabilità gravissime, basta semplicemente, passatemi il termine brutto, unire
definire domanda e offerta. Certo. Quindi se la famiglia è consapevole e desidera questo tipo di affrontare questo tipo di disabilità, formata, informata, accoglierà quel bambino. Ma la famiglia che non si sente pronta non deve essere messa in condizione di trovarsi poi catapultata in una realtà che non è pronta a gestire. Quindi noi abbiamo lavorato molto anche su questo e molte famiglie ci hanno contattato prima dell'adozione. Una volta dopo il confronto, dopo aver ricevuto le informazioni, queste famiglie hanno scelto di adottare e oggi i messaggi che mi mandano è: siamo la famiglia più felice del mondo, nonostante la sindrome. Un ultimo punto voglio dire velocemente, è importante sapere che, e io ne sono la dimostrazione, se si hanno le informazioni, se si sa che cosa succede a se stessi, perché c'è quel comportamento, perché succede quella difficoltà, la vita di una persona esposta all'alcol o alle droghe può essere una vita produttiva, serena, felice. Non si è destinati alla sofferenza e al disagio, ma nemmeno nei casi più evidenti di problematica. Quello che deve cambiare è il punto di vista che la persona ha di se stessa e che la famiglia e la società hanno di lei. Se io comincio a guardare quelli che sono i punti di forza di quell'individuo e conosco le ragioni di quelli che sono invece i suoi punti di difficoltà, io lo sto aiutando ad andare avanti, a essere produttivo, a contribuire alla società. Se io invece mi fisso su tutto quello che non va e non conosco il perché mi succede quella cosa, sono destinato a un disturbo psichiatrico, all'uso di alcol, per essere accettato, per sopire l'ansia e la depressione che vivo. Certo. Fondamentale formare e informare. Esatto. Questo è... E il messaggio che dà Marco, il sindaco di Spresiano, è molto importante quando lui dice: allora non bevo neanch'io. Intanto perché questo è un atteggiamento di supporto alla compagna e di condivisione di un percorso, ma poi perché la scienza sempre di più ci dice che anche l'uso di alcol nell'uomo prima del concepimento danneggia il seme e il seme trasmetterà i danni alla prole, danni che la scienza, questo visto nei ratti, ma insomma tende a dire che addirittura si protrarranno per 3 generazioni. Quindi voglio dire, non beviamo finché non vogliamo avere figli. Quando avremo avuto figli, li avremo allattati, magari li avremo curati e cresciuti, vogliamo bere, beviamo, ma è così importante assumere questo grande quantitativo di alcol, di tabacco, di sostanze. C'è un altro tema importante, la cannabis. La cannabis molte donne la stanno iniziando a usare come antiemetico per le nausee mattutine, con dei danni nel feto uguali a quelli dell'alcol. Sarebbe un argomento davvero vastissimo che mi piacerebbe poi fra l'altro riproporre anche in una prossima edizione, perché tante sarebbero le cose da dire. Mi piacerebbe riavere qua in studio Claudio e Patrizia, perché ci sarebbero anche tantissime altre cose. Purtroppo la nostra... Claudio potrebbe raccontare la sua storia, che credo che talmente... Esatto, spero davvero di poter avere Claudio ancora qui con me, anche per raccontare forse la sua storia, che potrebbe essere poi uno specchio. Uno specchio per far capire che cosa può accadere. Io ho visto che ho già collegati dei politici, dovevamo per trattare altri argomenti. Io vorrei ringraziare intanto Claudio per essere stato con noi, davvero. Grazie. E spero di poterlo avere qua prestissimo, e anche Patrizia, perché ci sono tante cose ancora da dire su questo argomento. Mentre io saluto loro, leggo una notizia qua, intanto saluto Claudio e saluto anche Patrizia. E riguarda il medico accoltellato, è intervenuto il presidente dell'ordine, gesto esecrabile. Ci troviamo dinanzi ad un gesto esecrabile che purtroppo evidenzia in tutta la sua gravità la difficilissima posizione nella quale ogni giorno i medici sono costretti a lavorare, lo afferma il dottor Domenico Maria Crisarà, presidente ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Padova. Sta venendo meno quel rapporto di fiducia che era il caposaldo del rapporto medico-paziente sino a poco tempo fa. Lo ribadisco nuovamente, da eroi salvatori i medici sono stati visti come il nemico da osteggiare a fianco e da colpire in senso letterale, dando sfogo a tutta la propria violenza e insoddisfazione. Un fatto gravissimo. Abbiamo sentito anche poi le parole del presidente Zaia. Io saluto i miei ospiti. Intanto, se
riusciamo a mandare in onda, magari chiedo alla regia, un'indagine di Confartigianato Veneto che ha fatto chiarezza su quante e quali siano le unità immobiliari. Qui invece guardiamo, scusate, sto vedendo nello schermo invece l'hotel, quello che era stato di Belluno, quello che era stato incendiato, quello che ha preso fuoco, di cui ne abbiamo parlato anche nel corso dei nostri telegiornali, e su quante e quali siano le unità immobiliari pubbliche in disuso o abbandonate. A Bassano sono 29 le unità. Non so se riusciamo a mandare in onda quel servizio, riguarda quindi il mercato immobiliare pubblico. Vediamo se riusciamo a mandare in onda. Bassano sale sul podio, ma in questo caso niente medaglie, niente allori, ma tanti spunti di riflessione. La classifica, in cui la città si piazza al terzo posto, è quella del numero di edifici pubblici inutilizzati. Un'indagine di Confartigianato Veneto ha fatto chiarezza su quante e quali siano le unità immobiliari pubbliche in disuso o abbandonate. Per quanto riguarda Bassano, si tocca quota 29 strutture inutilizzate, pari a oltre 15.000 metri quadrati di superficie, terzo comune dopo Vicenza e Thiene. Questi dati aprono, come detto, a una lunga serie di riflessioni sull'opportunità di valorizzare questi spazi, sul loro stato attuale di conservazione e quindi sulla loro sicurezza, visto lo stato di inutilizzo. Lasciarli così vuol dire anche gravare sui costi pubblici senza ricavarne un servizio alla collettività, per non parlare dell'impatto ambientale e del degrado. Evidenti poi, in caso di riutilizzo di questi edifici, sarebbero anche i benefici sociali, nuovi spazi dedicati alla comunità e riduzione dello spopolamento. Ed ora vi presento subito, chiedo scusa per il ritardo, li vedo già tutti e tre. Antonella Tocchetto, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Giuseppe Montuori, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua, e Giuseppe Paolin della Lega, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Partiamo subito con l'argomento con cui abbiamo iniziato questa nostra edizione, che è quello dell'arrivo dei migranti. Abbiamo sentito anche le parole dell'assessore regionale Marcato, l'arrivo dei 50 migranti in questo momento nel Veneto. Ne stanno partendo altri, non sappiamo ovviamente quali saranno le destinazioni, però insomma 9 sicuramente, l'abbiamo visto, sono pakistani, sono stati accolti nell'ex caserma Serena a Treviso. Gli altri ancora non sappiamo nel Veneto dove saranno collocati. Situazione difficile, dice il prefetto Zappalorto, abbiamo difficoltà, alcune strutture sono già piene, abbiamo problemi con le cooperative per le bollette, per cui una situazione che si sta complicando. Vorrei prima sentire Paolin. Le parole del prefetto sono disarmanti, dichiara che le cooperative non stanno concorrendo ai bandi e quindi il risultato è che i posti diminuiscono. Questo ci deve far porre degli interrogativi, quindi sulla possibilità che abbiamo di ospitare questi migranti, perché profughi, anche qua dobbiamo chiarirci sui termini, sono migranti economici e purtroppo l'Europa ci lascia da soli a gestire questa emergenza. Bene ha fatto il governo con la linea di tener duro, perché non si tratta di non accogliere, si tratta di non saper come gestire questo afflusso. Questa è ipocrisia nel dire che possiamo accogliere tutti, possiamo far sbarcare e accoglierli tutti, perché poi ci scontriamo nelle strutture, nelle province, con le prefetture, con prefetti che addirittura Zappalorto dichiara: non vorrò essere indagato per tutto quello che ne consegue sugli appalti dell'accoglienza. Quindi bisogna cominciare a porre la questione a livello europeo e che questi migranti vengano distribuiti dappertutto e non sia solo l'Italia o la Grecia ad accoglierli. Antonella Tocchetto.
Allora, scusate, non so se mi sentite benissimo perché sono a Rimini a Ecomondo, quindi magari c'è un po' di rumore di sottofondo, ma insomma non mi sembra che siano numeri così importanti. E sappiamo benissimo che l'emergenza dei migranti c'è, esiste, abbiamo avuto dei casi molto più gravi un po' di anni fa, qui adesso comunque ci sono delle strutture di accoglienza, capisco anche i costi dell'accoglienza, ma la comunità europea ha anche dato, come dire, ha anche finanziato dei progetti e questi progetti sicuramente hanno anche un sostegno economico. Indubbiamente le politiche che si facevano di accoglienza qualche anno fa dopo il Covid devono essere riprese, diciamo, perché è chiaro che in questo momento l'emergenza e la caserma Serena, ad esempio, ha accolto numeri molto più considerevoli in situazioni di grave emergenza, molto di più di quello che sta succedendo adesso, cioè non mi sembra che ci siano delle novità. L'unica cosa reale è che, come abbiamo sempre detto come Partito Democratico, indubbiamente è necessario che ci sia una politica di accoglienza europea, quindi 9 saranno a Treviso, 20 saranno ad Aosta, ma 30 saranno anche in una città dell'Austria come quella della Germania, cioè questo è un problema serissimo, ma mi pare che anche questo governo, che tanto sbraitava di avere soluzioni, lavori sull'emergenza e non abbia alcun progetto. Questo è reale, chiaro, e non con la repressione riusciamo a portare a casa qualcosa, perché tanto chi deve scappare da momenti difficili scappa anche in qualsiasi modo, anche a nuoto, e questo l'abbiamo visto. Giuseppe Montuori è d'accordo con le parole della Tocchetto? Ovviamente no, perché credo che non è che il governo non ha la bacchetta magica, Giorgia Meloni, che in un mese risolve i problemi dell'Italia. È evidente che quello è un fenomeno che è stato agevolato in passato e che quindi l'idea che si possa partire dalla Libia sfruttati dagli scafisti, dai delinquenti che su queste persone speculano, non si possa fermare in un minuto. Mi pare una cosa talmente palese che non è che noi oggi abbiamo professato, certo che abbiamo dei progetti in testa, ma non è che da oggi a domani possiamo bloccare le navi in Libia senza aver fatto degli accordi. Ma vengo al problema che comunque ci si trascina dietro. Se le navi partono e arrivano in Italia è evidente che poi la redistribuzione non avverrà mai, perché nessuno poi è disposto ad accoglierli. Quindi il punto è innanzitutto che le navi che battono bandiera tedesca, norvegese o di qualsiasi altro... No, la sentiamo bene. Ecco, chiedo scusa. Adesso si è bloccato il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo con Giuseppe Montuori. Vediamo se riusciamo. E intanto che ripristiniamo il collegamento, vediamo ancora bloccato, niente. Volevo chiedere a Pauline, fra l'altro adesso c'è una nave che doveva attraccare in Francia, in realtà ci sono stati vari problemi per cui sembra che stia rientrando, con ovviamente dei migranti, stia rientrando anche quella in Italia. Sì, difatti noi continuiamo a chiacchierare. Il problema è che c'è un'ipocrisia su questa cosa. Cioè, la Francia ci ha detto che li accoglieva e adesso l'Europa ci dice no, dovete accoglierli voi. È un continuo rimpallo. Cioè, alla fine io ricordo i numeri: sui 10.000 ultimi arrivati solo 100 sono stati ricollocati in Europa. E è il prefetto Zappalorto che ci dice non so dove riusciremo a ospitarli. Cioè, qua non lo dice un leghista, razzista, i peggiori che ci sono. Cioè, questo è un problema reale. Cioè, se l'Europa non si fa fronte a questo, l'Italia non può accogliere. Cosa rispondiamo? Le nostre case dove le rette stanno aumentando, cioè cosa facciamo? Cioè, abbiamo una serie di problemi sul tavolo infiniti, l'aumento dell'energia, e dobbiamo accogliere questi migranti economici solo l'Italia. Cioè,
Ecco, fra l'altro le parole anche del prefetto Zappalorto, insomma, ponevano anche un'altra problematica, quella delle, l'abbiamo detto prima, delle bollette. Dicevano, insomma, le cooperative comunque non ce la fanno più a stare dietro a tutta questa... il rischio, insomma, è che le cooperative non vogliano poi, insomma, continuare con questa attività. C'è ipocrisia sul dire che noi non vogliamo accogliere, si tratta di un problema umanitario, ma chi solleva il problema umanitario si chiede poi questi migranti che fine fanno, dove vanno, che prospettiva viene data loro? No, basta sbarcarli. Le navi delle ONG sbarcano e poi se ne vanno. Ci sarebbe anche da farsi più di qualche domanda su chi paga queste navi, però non voglio entrare su altre. Certo. Su altre. Vediamo se si sono ricollegati, abbiamo problemi di collegamento, eccoli qua. Stavamo parlando prima con Montuori, poi si è bloccato. Parlavamo ora del fatto che le stesse cooperative sono preoccupate perché, insomma, i rincari delle bollette pesano e dicono noi non ce la facciamo nemmeno, insomma, a portare avanti queste convenzioni, per cui nuovi ospiti creano ulteriori problemi. Montuori. Sì, ma ritorno indietro. Allora, il governo non ha la bacchetta magica. Finché le navi continuano a sbarcare in Italia non risolveremo mai questo problema, perché non verranno ridistribuiti i migranti e non accadrà nulla che possa poi far sì che gli altri paesi se ne accollino l'onere. Ovviamente noi siamo la porta d'ingresso, quindi le navi che battono altre bandiere, che sono quella norvegese e quella tedesca, sarebbe bene reindirizzarle direttamente verso i loro paesi d'origine. Al di là del fatto che poi parliamo di vite umane, sulle quali nessuno mette in discussione il fatto che debbano essere salvate, l'obiettivo è evitare che queste persone partano e poi vengano sfruttate in tutta la tratta, compresa anche quella della cooperazione che sul business dei migranti ha fatto profitto. È evidente oggi che con le bollette il profitto non viene più e quindi viene meno l'interesse a fare anche quell'accoglienza tanto decantata, che dovrebbe essere volontariato e non una questione legata al fatto che si possano avere dei benefici da questo. Per cui, ovvio, le caserme esplodono, il prefetto non può fare nulla e si trova nella condizione di gestire una situazione d'emergenza, ma il lavoro da fare è a monte, quindi andare a battere i pugni a livello europeo e lavorare su tutti i paesi della sponda mediterranea per ridurre le navi in partenza. Poi dire io capisco la sinistra che come il mondo cattolico giustamente dice sono persone, vanno accolte. C'è però un problema che ci si dovrebbe porre. Siamo felici poi che queste persone vengano inserite in un circuito che è quello della criminalità, in un circuito che è quello della delinquenza, che è quello del lavoro nero? Io credo di no. Credo che non possiamo accoglierli tutti, credo che i processi di inserimento di lavoratori di migranti per motivi lavorativi vada ripreso in mano, credo che se ci sono profughi vadano certamente accolti, ma vadano accolti a quel punto da tutta l'Europa. Questo è un problema che però va risolto a monte e che non è sufficiente un mese per risolvere un problema. Sono necessari accordi internazionali sia a livello europeo che con i paesi mediterranei da parte dell'Italia. Cioè, è un problema che richiede tempo. Sicuramente far percepire agli scafisti, a questi delinquenti che guadagnano alle spalle della povera gente, delle persone che cercano di migrare anche per motivi economici, perché di fatti non sono tutti profughi ma moltissimi sono migranti economici che si spostano, sulle quali insomma c'è da ragionare bene se sia corretto che si spostino nei loro paesi d'origine, va interrotto quel flusso. Come va fatto? Va fatto facendo capire, per quanto possa fare oggi l'Italia, che far partire quelle navi diventa sempre più difficile, che accogliere le persone diventa sempre più difficile, che quindi questo fenomeno si deve necessariamente ridurre agendo sul fatto che a valle le navi avranno delle difficoltà nel portare, poi nel far sbarcare le persone in Italia. Questo è quello che si può fare oggi, il resto richiederà del tempo, cosa che però sono certo che il governo farà. Certo, Antonella Tocchetto. Allora, l'emergenza è un'emergenza ormai istituzionalizzata.
Saranno 5-6 anni che c'è questa emergenza, benissimo, e non vado indietro. L'unico che ha tentato in qualche modo di trovare una soluzione anche con i paesi arabi è stato Minniti. Poi Minniti non è più al governo da tantissimi anni, la situazione è sempre quella. Anzi, vi dirò di più, ci sono anche stati meno sbarchi negli ultimi tempi. In questo caso qua, adesso vedremo che politiche ha il centrodestra, anzi la destra, perché indubbiamente arrivano in qualsiasi condizioni. Ricordiamoci che ieri, al di là dei bambini, è morta una donna di freddo. Questo ci dovrebbe solo questo far inorridire. Benissimo, comunque arrivano in qualsiasi condizione, stanno male, devono scappare da situazioni gravi. Allora l'unica fase che noi possiamo fare è quella di una immediata accoglienza, come stiamo facendo, e capisco la difficoltà dei prefetti. Ricordo solo il prefetto Lega che è arrivato qui a Treviso, Lega nel senso di Laura Lega, che è stata a Treviso 2 anni e che è arrivata proprio perché c'era una criticità, anzi degli immigrati avevano occupato delle case e quindi lei è stata chiamata da Roma per risolvere la questione. Poi ci sono stati gli SPRAR, ci sono state una serie di politiche. Sembra che poi a un certo punto il problema dei migranti non sia più esistito e guarda caso ottobre-novembre 2022 ritorna alla ribalta. Ora, in questo caso siamo in una fase di emergenza, il governo si è appena insediato, vediamo che progetti ha, ma se fra un anno racconteranno ancora la solita storia del dire è colpa dell'Europa che non ci ascolta e via dicendo, vuol dire che è un problema molto complesso che nemmeno la destra con operazioni molto severe riesce a risolvere, perché in questo momento qua il ministro sta solo alzando la voce, ma il risultato è che comunque giustamente li fanno sbarcare nei porti perché stanno male, ci sono delle persone all'interno delle navi che stanno male e l'accoglienza a degli esseri umani, e ricordo appunto che una donna ieri è morta da freddo nel 2022, che è una cosa che fa orrore veramente, devono trovare un'accoglienza e un aiuto di prima faccia. Poi vedremo cosa succederà. Aspetteremo le grandi politiche della destra che secondo me a tutt'oggi non hanno e non avranno neanche fra un anno e mezzo, perché fra un anno e mezzo saremo nelle stesse condizioni. Antonella, io vorrei anche leggere le prime parole, le ho lette prima, del presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che dice: mi auguro che non si scarichi sui sindaci la gestione di questo problema, perché questo significa mettere in difficoltà le nostre comunità. Pauline. Ma sicuro, stiamo rivedendo quello che accade, che è accaduto nel passato. Partono coi pullman e vengono scaricati nelle piazze dei paesi sulle costole dei sindaci. Questo è il Pacifico. Volevo ricordare alla Tocchetto che vorrei richiamare l'attenzione su quello che fa la Francia a Ventimiglia. Li segue coi droni, li cattura e ce li riporta indietro. Questo è il sistema dell'accoglienza della Francia, che ci sta dando lezioni di umanità. Questo è la realtà. Dopodiché possiamo parlare di tante belle cose, ma la realtà è questa, che l'Italia è da sola ad affrontare l'Italia. I cittadini, perché poi l'effetto dell'accoglienza di questi migranti economici viene scaricato sulla povera gente, perché sono quelli che avranno tutti i disagi connessi a questa cosa. In più c'è un limite, bisogna porre un limite, noi sbarchiamo chi ha i cosiddetti profughi che sbarcano, che scappano dalle guerre, però i migranti economici bisognerà fare un piano europeo. L'Europa continua a non farlo, bisognerà porre la questione. Si fa riferimento che i migranti sono stati sbarcati. Bene, i medici hanno detto che queste persone avevano problemi psicologici, ma mi chiedo, ma da dove sono scappati e in mano agli scafisti? E che problemi avevano sta gente qua? Noi ci stiamo facendo prendere in giro i medici che non si assumono le responsabilità e dicono bisogna sbarcarli tutti perché sono in pericolo se stanno sulle navi delle ONG. Non so, adesso lo chiedo, vorrei che qualcuno mi rispondesse se stanno peggio sulle navi, ma perché sono partiti allora. Veramente stiamo perdendo il contatto con la realtà. Montuori.
cosa vuole che le dica? Qui c'è la volontà di raffigurare noi di destra, di centrodestra, come delle persone che non hanno cura la vita umana, non hanno rispetto della vita umana. Non ha rispetto della vita umana chi quelle persone permette che vengano sfruttate dai delinquenti, dagli scafisti. Sono quelli che non hanno rispetto alla vita umana, sono quelli che dicono venite pure, tanto vi accogliamo a braccia aperte perché ce n'è per tutti, e poi li manda a lavorare a 20 euro al giorno nei campi a raccogliere pomodori, o peggio messi sulle strade a prostituirsi. Ma di cosa stiamo parlando? È evidente che è necessario impedire alle navi di partire da quei paesi, lavorare nei paesi d'origine per far sì che chi è profugo e chi ha bisogno per motivi legati al pericolo di vita e nel suo paese d'origine possa venire in Italia e sia accolto secondo quello che noi possiamo fare, perché quello che oggi si sta dicendo è che tutte queste persone arrivano, moltissimi sono migranti economici, perché sappiamo benissimo che l'80% dei migranti è migrante economico, non scappa da guerre, non scappa da pericoli, scappa perché viene da noi pensando di stare meglio. Il punto è che nessuno dice quanti ne possiamo accogliere, quanti, e poi ovviamente quanti e a scapito di cosa. Noi possiamo accettare di ridurre tutti i nostri servizi sanitari, sociali, perché dobbiamo accogliere tutti? Forse così non facciamo un servizio né ai nostri cittadini né a loro, perché non verrebbero accolti nella maniera adeguata. Quindi, punto primo, bisogna ritornare all'origine, bisogna bloccare le partenze dai paesi d'origine, bisogna far sì che chi parte venga qui perché è realmente un profugo o una persona in pericolo di vita, e poi bisogna far sì che se ci sono delle esigenze dal punto di vista della manodopera che serve in Italia, vengano lavorate, coordinate bene, in maniera che chi viene accolto perché deve lavorare nelle nostre aziende sia in misura proporzionale a quanti sono i posti di lavoro che possiamo far occupare da loro. Questa è l'unica cosa che c'è da fare, ma bisogna bloccare le partenze. Se noi non facciamo capire con un messaggio chiaro che non devono partire, continueremo ad avere questo fenomeno. In passato Salvini lo fece con tutto quello che poi è successo, e al di là del fatto che tutti noi, penso, siamo esseri umani e siamo attenti alla vita. Dispiace per la donna che muore, dispiace per tutti quelli che muoiono in mare perché sono africani, sfruttati da africani che se ne fregano del fatto che muoiano in mare. Di questo stiamo parlando. Noi li stiamo accogliendo, certo che li accogliamo, non possiamo fare diversamente perché poi c'è il diritto del mare. Dobbiamo impedire che partano, dobbiamo far sì che queste persone anche nei paesi d'origine capiscano che è meglio non partire. Ecco, Antonella Tocchetto, proprio brevemente una risposta su questo, breve, perché dopo andiamo in pubblicità e vorrei anche parlare di un altro argomento velocemente perché dopo chiudiamo. Ma allora, sono brevissima, nel senso che hanno sempre le solite ricette. Faremo, vedremo, partiremo. In questo momento qua c'è una situazione di emergenza gravissima, e l'emergenza gravissima in questo momento qua non può certamente essere, come dire, decisa con la selezione dei soggetti, perché quello che è avvenuto ieri e nei giorni scorsi nelle navi era la selezione dei soggetti, tu sì e l'altro no. Ma stiamo scherzando o cosa? Qui mancano i diritti dell'uomo. Allora è un'emergenza, salviamo le vite, poi vedremo che cosa riuscirà, visto che la Meloni è andata in Europa non più di 2 giorni fa, vediamo che cosa porterà a casa fra 10 giorni, perché una risposta anche sui migranti l'avrà chiesta sicuramente l'ultimo incontro che ha fatto 2 giorni fa in Europa. Loro governano, vedremo che soluzioni avranno, ma la selezione dei soggetti è una cosa di una tale gravità che fa inorridire. Ma di cosa stiamo parlando? Ci fermiamo per un secondo di pubblicità, poi mi sa che torneremo a parlare proprio di questo, perché ovviamente dovrò sentire poi Montuori e anche Paolin su questo, però vorrei parlare anche di quello che sta accadendo in provincia di Treviso con le iniziative dei Novax, con le scritte e con insomma quello che è accaduto anche verso il sindaco Mario Conte. Pubblicità, poi torniamo in studio. Rieccoci ancora in studio, ultima parte di questa diretta. Volevo chiedere ora a Giuseppe Paolin, Antonella Tocchetto ha detto insomma la selezione dei profughi è aberrante. No, non si trattava di una selezione come ci ha fatto apparire lei, cioè la selezione avveniva su chi aveva dei problemi di natura connessa alla salute, a chi aveva delle emergenze, chi poteva stare in mare poteva riprendere il mare.
Non era una selezione chi ha gli occhi verdi rispetto a chi ha gli occhi azzurri, quindi era una sorta di far scendere chi aveva dei problemi contingenti. Il problema non è farli scendere tutti o non farli scendere tutti, il problema è che l'Europa, e lei faceva riferimento, vedremo cosa farà il governo Meloni, c'è una certezza però che i governi precedenti non sono riusciti a combinare nulla. Cioè i cosiddetti migranti continuano a essere ospitati dall'Italia e dalla Grecia, perché neanche la Spagna li ospita. Questo è il dato di fatto. Quindi tener duro, secondo me, sulla linea di spartire quelli che sbarcano deve essere fatto. Ma perché? Perché è una questione di umanità. Se non riusciamo ad ospitarli, non riusciamo a dare un seguito all'accoglienza, è come farli affogare, cioè come faceva riferimento Montuori prima, la maggior parte di questi finisce manovalanza per la criminalità o per lo sfruttamento del caporalato. Ma allora qual è la nostra azione? È questa? Cioè, è questa la nostra umanità nel farli sbarcare? Ecco, io adesso vorrei cambiare un attimo argomento e parlare di quanto sta accadendo adesso in provincia di Treviso, proprio velocemente perché poi chiudiamo. Novax, continuano gli attacchi verso le istituzioni, abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche prima, scritte a Villa Carisi, all'ULS 2, scritte ai sindacati ed ora insomma contro il sindaco Conte. Giuseppe Montuori. È gravissimo, perché uno può vederla e pensarla come meglio crede, ma poi tutto quello che sfocia in delinquenza semplicemente comporta che alla delinquenza si agisca con gli strumenti opportuni. Scrivere contro un sindaco che tra l'altro esegue semplicemente una funzione pubblica e che ogni cosa che fa la fa nell'interesse dei cittadini, scrivendo le scritte Novax, minacciando, poi minacciando tutto il resto, tanto più i medici che lavorano sempre nell'interesse delle persone, credo sia gravissimo, al di là, ripeto, delle posizioni che ognuno può avere. Non sono questi i metodi che si utilizzano per contestare qualcosa che non piace e quindi vanno perseguiti secondo quelle che sono le leggi e secondo quello che è previsto in questi casi. Antonella Tocchetto. Allora, piena solidarietà al sindaco che, ripeto, mi dispiace moltissimo di quello che è accaduto e delle scritte contro di lui, e ritengo anch'io che se c'è da rispettare delle leggi, queste vanno rispettate. È stato dimostrato che grazie ai vaccini siamo usciti da un periodo di pandemia. Che ci siano ancora dei facinorosi che fanno queste azioni è di una tale gravità che ha ragione, se lo fa, e glielo consiglio al sindaco, di assolutamente querelare. Io ho fatto alcune querele nei confronti di alcune persone che in un post di una persona molto conosciuta a Treviso che era per i vaccini e che poi purtroppo è morta di infarto, è stata, dopo la sua morte, attaccata alla famiglia. Nei giorni scorsi io ho depositato una bella querela con 196 nomi, anche se ci saranno dei profili fake, e vedremo che cosa succederà. È ora che la magistratura prenda in mano anche questa situazione, perché basta fare queste azioni veramente gravi nei confronti di chi, come i medici ma come anche gli amministratori, sono stati in prima linea sulla questione della pandemia. Ecco, fra l'altro ricordando che il Covid non è passato, perché cito soltanto i dati delle ultime 24 ore, sono 3.591 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore e continuiamo comunque ad avere ricoveri sia nell'area medica sia nelle terapie intensive, seppur insomma fortunatamente stanno diminuendo, ma ci sono. Pauline. Sì, con le parole di chi mi ha preceduto, sia sulla solidarietà, sia andrei oltre, cioè bisogna cominciare a chiedersi sul tutto questo odio che finisce in queste categorie dei Novax, cioè non c'entra nulla, secondo me il profilo sanitario non c'entra più, su questi gruppi si condensano problemi diversi, sono, vorrei dire, gruppi che non hanno niente a che vedere, cioè noi
abbiamo vissuto il Covid, sappiamo quante persone sono morte di Covid e ancora condanniamo i nostri sindaci che sono stati in prima linea a lottare contro la malattia, contro la mancanza di mascherine, contro tutti i problemi che sono generati da questa pandemia. Direi di cominciare a chiederci sull'azione di questi gruppi che vanno naturalmente perseguiti e però non darei più neanche tanto senso a 4 scritte con lo spray, voglio dire, questi sono gente che ha problemi di ordine diverso, vanno curati probabilmente. Io ringrazio davvero tutti per essere stati con noi, ringrazio Pauline che ci ha appena parlato, grazie davvero e buon lavoro, ringrazio Antonella Tocchetto e Giuseppe Montuori. Grazie a voi. Grazie davvero, buon lavoro a tutti, grazie. Grazie. Arrivederci. E io volevo invece chiudere con una mostra particolare, accade Carraresi, una mostra importante perché riguarda i volti di chi è stato ucciso per mano del proprio compagno, per mano del proprio marito, parlo proprio dei femminicidi. Purtroppo ne abbiamo parlato tanto e spesso nei nostri telegiornali e mai vorremmo parlare più di questi casi. I volti di 700 donne uccise da mariti, compagni, padri o sfruttatori e poi la lunga lista di madri ammazzate dai figli. A Treviso fino a sabato i ritratti delle vittime di violenza in Italia dal 2015 a oggi. Bambine, giovani ragazze, donne, anziane, oltre 60 i delitti consumati in Veneto. A curare l'esposizione, una chiocciola illuminata allestita a Palazzo dei 300, l'artista veneziana Paola Volpato in collaborazione con Comune e Commissione Pari Opportunità. Non amo moltissimo l'esibizione di sangue, le cose retoriche, le cose forse a volte si vede troppo, no? Questo aspetto dell'esibizione della violenza. Invece credo che sia molto importante vedere, diciamo, la sequenza proprio delle persone che non ci sono più. Questo è sufficiente per illuminare come stanno le cose. Franca Fava e Fiorella Sandre bruciate vive a Castagnole di Paese, Elisa Campeol accoltellata sul Piave a Moriago, Sofia Melnik gettata in un dirupo sul Grappa e l'elenco tragicamente lungo potrebbe continuare. Spiccano gli sguardi in questi visi ritratti gioiosi, sorridenti che Paola riproporrà in altri eventi a Mestre e Zellarino. Volevo ribadire il loro orgoglio di donne, la loro dignità di persone. Questo è centrale per me. Cioè far vedere la forza vitale, la bellezza che c'è in ognuna di loro, perché sono anche molto, secondo me, molto piene di speranza queste persone che guardano. Probabilmente chi le fotografa è stato quello che le ha uccise, no? È un cortocircuito tremendo se ci si pensa. Volti che parlano alla coscienza di ciascuno. Ci sono molti uomini, ma anche molte donne che si tirano fuori dal problema, pensano che non riguardi loro, pensano che non vogliono approcciarsi al problema, mentre invece secondo me è una tematica che dovrebbe essere affrontata e approfondita veramente da tutti. Ed ora andiamo invece a Marostica, sono una cartina al tornasole della situazione dei mercati cittadini. Siamo andati a Marostica dove gli affari, complice il periodo di difficoltà, sono andati a rilento. Vediamo. Molti danno un'occhiata ai capi d'abbigliamento, ma gli affari non fioccano. Siamo a Marostica, al mercato cittadino. La stagione, nonostante il sole, sembra che stia preparandosi al fresco e allora chiedono i capi più pesanti. Non hanno ancora le idee ben chiare però. E come prezzi avete avuto degli aumenti anche come fornitore? Qualche fornitore ha cresciuto qualcosa perché hanno consumi, ci spiegano che il trasporto costa, non prezzi comunque di fuori del normale, qualche euro in più, ecco. Attentissimi ai prezzi cittadini. E come la trovate i prezzi oggi? Abbastanza sì, cari. Cosa in particolare? Le arance, il pane anche. Ah sì, quanto l'ha pagato? 2 pani, quasi 4 euro. Un'attenzione all'acquisto confermata da tutti gli ambulanti. Stanno attenti a spendere perché ne hanno pochi. Non è in quanto ai prezzi, perché uno che viene al mercato sa che trova già dei prezzi molto concorrenziali e molto a portata di mano a tutte le... Però se sono pochi soldi per le tasche la misura si fa da sola, capito? Voi avete avuto numerosi rincari? Moltissimi,
Noi nei nostri settori così ambulanti, a partire dal gasolio, la corrente, il plateatico e la materia prima che aumenta e anche fatica a trovarla. Quest'anno il bilancio sarà un po' magro. Beh, speriamo che non arrivi mai il fine anno per non farlo. Ed ora invece andiamo a Cittadella per il 90° anniversario degli Alpini. Cittadella si prepara a festeggiare gli Alpini. Archiviate le polemiche scoppiate in Consiglio Comunale a luglio al momento del conferimento della cittadinanza onoraria, oggi la città murata è pronta a vivere le celebrazioni per il 90° anniversario della fondazione del locale Gruppo Alpini Sergente Maggiore Mario Fabris. Un compleanno che porta in dono appunto la cittadinanza onoraria, atto fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Conferiamo la cittadinanza onoraria voluta anche dal Consiglio Comunale per tutto quello che gli alpini hanno e continuano a fare per Cittadella e non solo. Gli alpini sono i primi ad entrare in azione quando c'è qualche problema, sono i primi ad organizzare quelle che sono le varie ricorrenze per ricordare appunto ai nostri giovani che cosa è accaduto nel nostro passato. È un'associazione insomma presente in Italia ma presente anche in tutto il mondo e che si dà da fare sempre per gli altri, quindi ci sembrava il minimo, visto anche le polemiche che hanno visto l'adunanza di Rimini di quest'anno, insomma ci sembrava il minimo dare un supporto a questa associazione che tanto fa per Cittadella, per Padova, per il Veneto, per l'Italia. La cerimonia si terrà sabato 12 novembre alle 15:30 nel piazzale Milite Ignoto. Sono in programma l'inaugurazione del restaurato monumento degli Alpini, l'alzabandiera e la deposizione di un mazzo di fiori a ricordo degli Alpini andati avanti. Seguiranno la sfilata fino a piazza Piero Bon e i festeggiamenti. Chiudiamo con un aggiornamento sulla notizia con cui abbiamo aperto che riguardava l'accoltellamento di un medico allo IOV. Si tratta di una dottoressa dello IOV, il medico aggredito con un coltello da un paziente questa mattina a Padova. La donna, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato ferite ad una mano cercando di difendersi e dal collo. Non è in gravi condizioni, sembra che l'aggressione sia avvenuta mentre l'uomo non ricoverato nell'istituto stava aspettando di effettuare una terapia antalgica. L'aggressore è stato fermato dalla polizia, la sua posizione è al vaglio della procura. Questa dunque era la nostra ultima notizia, ma non rimane dunque che salutarvi. Ringrazio ovviamente i registi Italo Morao e Mattia Pizzaia e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.